Sì, sì. Ok. Sì. Allora, possiamo cominciare con l'appello. Senese Michele è detenuto anche per questa causa, già presente in videoconferenza, oggi è presente, mi sembra di vederlo, eccolo. Sì, buongiorno signor Presidente da Catanzaro, le do atto della presenza dell'imputato Senese Michele, nato ad Afragola il 18/11/57. Sono garantiti tutti i diritti in materia di videoconferenza, grazie e buon lavoro. Grazie, non ci sono incompatibilità di sorta tra lei e il presente signor Assolutamente Senese? no, Va bene. assolutamente no. Allora, è difeso di fiducia dall'avvocato Domenico Leto, che non è presente, dall'avvocato Valerio Spigarelli, che è presente anche in sostituzione dell'avvocato Leto. Allora, Barretta Massimiliano, detenuto agli arresti domiciliari per questa causa, in detenzione domiciliare per altra causa, già presente, oggi è presente. Barretta? Con i colleghi là, ma adesso siamo i colleghi e lo faccio presente che è iniziato. Non ho capito, il signor Barretta c'è? Sì, l'ho visto fuori. Allora C'era quei colleghi che lo difendono e sono contattati i colleghi in modo tale che Grazie. l'udienza è iniziata. Allora, lasciamo quindi sospesa questa posizione. Comunque quindi ci sono anche i colleghi avvocato Maria Grazia Petrelli e Mirko Zambaldo? Va bene, ora poi lo rivedremo dopo. Allora, Caroccia Daniele, libero già presente, oggi non comparso, difeso di fiducia dall'avvocato Cesare Gai. Benissimo, grazie. Allora, Caroccia Mauro è libero assente, sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla PG, difeso di fiducia dall'avvocato Fabrizio Gallo. Presente, avvocato Fabrizio Gallo, qui. Ah, eccolo, buongiorno. Grazie. Celano Dino, detenuto per questa causa, presente, buongiorno, presente personalmente, è difeso di fiducia dall'avvocato Cesare Placanica. Sì, Presidente, buongiorno, l'avvocato Placanica sta arrivando, lo sostituisco io per ora, avvocato Lavinia Lucaroni per delega orale. Grazie. Benissimo, grazie. Allora, Cosentino Alessandro è detenuto agli arresti domiciliari per questa causa, già presente personalmente, oggi è presente? Non c'è il signor Cosentino, quindi è non comparso per rinuncia, essendo stato autorizzato a comparire con mezzo proprio, difeso di fiducia dall'avvocato Emilio Coppola. C'è l'avvocato Emilio Coppola? Assente? C'è qualcuno che lo sostiene? Io ho visto entrambi anch'io, Presidente. Allora, quindi è presente il signor Cosentino oggi? Allora, sì, sospendiamo un attimo questa valutazione. Allora, passiamo alla posizione successiva. Ad Alessandro Luca è libero assente, sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora e a quella di presentazione alla PG, difeso di fiducia dall'avvocato Vincenzo Domenico Ferraro. È presente l'avvocato Ferraro? È sostituito da qualcuno? Possiamo sostituirlo ex 97 quarto comma con l'avvocato Lavinia Lucaroni? D'Alessandro Luca? D'Alessandro Luca? Mi sa che potrebbe esserci incompatibilità. Avvocato Marco Di Giovine, possiamo sostituire ex 97 quarto comma l'avvocato Ferraro per D'Alessandro Luca? Grazie avvocato. Allora, quindi avvocato Marco Di Giovine. Allora andiamo avanti con quindi riprendiamo un attimo la posizione del signor Cosentino, che è autorizzato a comparire con mezzo proprio, anche oggi presente, ed è difeso di fiducia dall'avvocato Emilio Coppola. C'è l'avvocato Emilio?
Sta arrivando, allora quando arriva me lo rappresentate. Quindi l'avvocato Maria Grazia Petrelli è presente, l'avvocato Mirko Zambaldo è presente, il Barretta Massimiliano è presente? Sì. Allora Barretta, lei quindi oggi è presente, il Barretta, lei l'altra volta non è comparso, no? Come mai? Sì. Allora, sappia, ovviamente noi abbiamo proceduto senza la sua presenza perché lei era autorizzato a comparire con mezzo proprio sia da questo tribunale sia dal magistrato di sorveglianza. Sappia che può scegliere di non comparire, è un suo diritto, ma è anche un suo dovere comunicare che non compare. Dal momento, faccia silenzio, aspetti il suo momento che non è ancora arrivato, dal momento che lei è sottoposto a misura e quindi deve dare comunicazioni laddove non si sposta pur autorizzato. È chiaro? È chiaro, signor? Prima di alzare la mano e di rispondere, è chiaro quanto le ho detto, signor Barretta? È chiaro, sì? Benissimo. Allora, cosa voleva aggiungere? Dica pure. Sì, i carabinieri non ci hanno comunicato niente, deve far pervenire una dichiarazione a questa autorità. Siccome ne ha fatte pervenire molteplici e sono arrivate a questa autorità, sa bene qual è l'indirizzo PEC di questa autorità per comunicare quando lei decide di non venire, che ripeto è un suo dovere. Va bene? Di nulla. Tanto per chiarire, diciamo, come sono i rispettivi diritti doveri. Allora, Cosentino Alessandro l'avevamo già analizzato, da Alessandro Luca anche, da Loisio Emilia, libera assente, sottoposta alla misura dell'obbligo di dimora e a quella di presentazione alla PG, difesa di fiducia dall'avvocato Carla Giordano. È presente l'avvocato Carla Giordano? Non c'è, qualcuno la sostituisce, ex 102, ovvero ex 97 quarto comma? 97 quarto comma, avvocato Marco Di Giovine, grazie. Allora, Di Giovanni Ugo è detenuto agli arresti domiciliari per altra causa, già presente, non comparso per rinuncia, ha rinunciato a comparire a tutte le udienze calendarizzate. È difeso di fiducia dall'avvocato Gianluca Ciampa, assente, quindi 97 quarto comma, avvocato Marco Di Giovine. Intanto possiamo dare atto che è presente anche l'avvocato Emilio Coppola, buongiorno avvocato, per la posizione Cosentino. Dica, sì. Ah, e allora poi quando arriva lo indichiamo a verbale perché per ora abbiamo indicato 97 quarto comma, magari me lo faccia presente, avvocato. Ah, lei è in sostituzione. Ah, chiedo scusa, non avevo capito, pensavo che fosse presente l'avvocato Ferraro. Quindi avvocato Vincenzo Domenico Ferraro sostituito ex articolo 102 dall'avvocato Emilio Coppola per la posizione d'Alessandro. Quindi la posizione di Giovanni l'avevamo trattata, Anna Pia? Sì. Passiamo ad Esposito Elena Pasqua che è libera assente e difesa di fiducia dall'avvocato Cesare Placanica, sostituito ex articolo 102. Prego. Dall'avvocato Lavinia Lucaroni, sempre. Va bene. Grazie. E Gaglione Raffaella, detenuta per questa causa già presente personalmente, oggi rinunciante a comparire, difesa di fiducia dall'avvocato Domenico Leto e dall'avvocato Valerio Spigarelli, il secondo anche in sostituzione del primo. Giuliano Giovanni dovrebbe essere presente, detenuto per questa causa, presente in videoconferenza. Buongiorno da Napoli Poggioreale, le confermo la presenza di Giuliano Giovanni, nato a Napoli il 13 marzo 1975, al quale sono garantiti tutti i diritti in materia di videoconferenze in assenza di incompatibilità con il presente OPG. Grazie e buon lavoro. Grazie e buon lavoro a lei. Difeso di fiducia dall'avvocato Cesare Placanica, sostituito dall'avvocato Lavinia Lucaroni e dall'avvocato Vincenzo Esposito. Buongiorno, presente. Buongiorno. Gregorini Emanuele, libero già presente, oggi non comparso, difeso di fiducia dall'avvocato Walter Giovannetti. Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno. Leone Tonino, latitante assente, difeso di fiducia dall'avvocato Alfredo Gaito, sostituito dall'avvocato Antonio Ritti. Sì. Benissimo, e dall'avvocato Filippo Febbraro, presente. Buongiorno. Mastro Santi Domenico, detenuto per questa causa, dovrebbe essere presente in videoconferenza.
giusto? Buongiorno Presidente, da Frosinone do atto della presenza dell'imputato Mastrosanti Domenico, nato a Roma il 25/10/59. Allo stesso sono garantiti tutti i diritti in materia di conferenza e non ci sono incompatibilità tra il sottoscritto ufficiale PG e l'imputato. Grazie. Grazie a lei. Difeso di fiducia dall'avvocato Pietro Odoardo Vincentini. Buongiorno. Allora, Miserino Francesco, libero già presente, oggi non comparso, sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora, difeso di fiducia dall'avvocato Roberto Randazzo, presente. Oppolo Gennaro, libero assente, difeso di fiducia dall'avvocato Giovanna Cacciapuoti, assente, quindi sostituita ex articolo 102 dall'avvocato Emilio Coppola. Papa Bernardo Mario, libero già presente, oggi non comparso. Presente. Dove? Scusi, eccolo, anzi, libero presente, chiedo scusa. Difeso di fiducia dall'avvocato Francesco D'Arcangelo, sottoposto comunque alla misura dell'obbligo di dimora, difeso di fiducia dall'avvocato Francesco D'Arcangelo e dall'avvocato Domenico Oropallo. Entrambi presenti. Bene, buongiorno. Pezzini Emanuela, libera presente, difesa di fiducia dall'avvocato Federico Lugo Boni, presente, buongiorno. Biancatelli Lucia, libera assente, sottoposta alla misura dell'obbligo di dimora e di presentazione alla PG, difesa di fiducia dall'avvocato Paolo Barone. Presidente, delega orale Walter Giovannetti. Grazie. Bene, grazie. Presutti Alessandro è presente, buongiorno, quindi detenuto per questa causa, presente personalmente, difeso di fiducia dall'avvocato Gianluca Tognozzi e dall'avvocato Maria Brucale, assente o sostituita, mi dica lei? Assente. La sostituisce avvocato Marco Di Giovine, va bene, quindi anche in sostituzione dell'avvocato Maria Brucale. E Senese Angelo, detenuto agli arresti domiciliari per questa causa, presente, buongiorno, personalmente, autorizzato a comparire con mezzo proprio, difeso di fiducia dall'avvocato Domenico Leto e dall'avvocato Alessandro De Federicis, presente, buongiorno, anche in sostituzione dell'avvocato quindi Domenico Leto. Senese Vincenzo, classe 77, detenuto per questa causa, dovrebbe essere presente in videoconferenza. Buongiorno signor Presidente, da Lecce, Senese, 2 minuti e in arrivo, lo stanno portando in sala. Va bene, intanto vuole riferire se si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità ufficiale di PG. Allora, Senese Vincenzo, non sussiste nessuna situazione di incompatibilità col sottoscritto ufficiale di PG e verranno garantite tutte le garanzie in materia di videoconferenza. È in arrivo, allora ci dica quando arriva, va bene? Sì, signor Presidente, buona giornata. Grazie, buona giornata a lei. Difeso di fiducia dall'avvocato Cesare Placanica, sostituito dall'avvocato Lavinia Lucaroni. Senese Vincenzo, classe 90, buongiorno, libero presente, difeso di fiducia dall'avvocato Domenico Leto e dall'avvocato Alessandro De Federicis, presente quest'ultimo anche in sostituzione del primo. Sorrentino Antonio dovrebbe essere presente in videoconferenza, detenuto anche per questa causa. Sì, buongiorno signor Presidente, dalla Casa di Reclusione di Milano Opera è presente il detenuto Sorrentino Antonio, nato a Napoli il 2 dicembre 1963. Si rappresenta che all'imputato sono garantiti tutti i diritti in materia di videoconferenza, non ci sono motivi di incompatibilità tra me e l'imputato. Grazie e buon lavoro. Grazie a lei, buon lavoro. Avvocato Gennaro Pecoraro e avvocato Carlo Pecoraro. Bene, grazie. Vestiti Giancarlo, detenuto anche per questa causa, è presente. Sì, buongiorno signor Presidente. Buongiorno signor Presidente, sempre dalla Casa di Reclusione di Milano Opera. Si dà atto della presenza dell'imputato Vestiti Giancarlo, nato a Benevento il 19 marzo 1968. Si rappresenta che l'imputato sono garantiti tutti i diritti in materia di videoconferenza, non ci sono motivi di incompatibilità tra me e l'imputato ed è anche presente il suo difensore di fiducia nella saletta, l'avvocato Mario Marino del Foro di Milano. Benissimo, lo vediamo, grazie. Buongiorno Presidente. Non ho capito? Buongiorno. Buongiorno. Allora, parte civile, Associazione Nazionale per la lotta contro le illegalità e le mafie Antonino Caponnetto, avvocato Felicia D'Amico.
Bene. Persone offese: Leone Antonio assente, Papa Bernardo Mario presente, Barretta Massimiliano presente. Allora, in primo luogo il Tribunale dà lettura dell'ordinanza a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11 giugno 2021 sulla richiesta della difesa Leone di perizia contabile sulla documentazione depositata. L'ordinanza è adottata nei seguenti termini: esaminata la documentazione depositata nell'interesse di Leone Tonino nel corso dell'udienza dell'11 giugno 21 sulla quale i suoi difensori hanno richiesto perizia contabile, sentite le parti tutte, rilevato che si tratta di documentazione bancaria in parte avente ad oggetto le movimentazioni di conto corrente con relative causali ed epoca delle stesse, in altra parte attinente alle risorse finanziarie del Leone, dato atto che gli stessi difensori hanno corredato la documentazione di indicazioni di interesse a fini probatori, ritenuto pertanto che non appaiono allo Stato necessarie particolari elaborazioni tecniche che vadano oltre i dati desumibili dalla documentazione, per questi motivi disattende la richiesta di perizia contabile presentata dai difensori di Leone Tonino e l'ordinanza si allega a verbale. Dunque, secondo programma, il Tribunale quindi procederà oggi a sentire dapprima i dichiaranti il cui esame è stato richiesto ai termini dell'articolo 195 del Codice di procedura penale. Gentile Maurizio dovrebbe essere presente, Restuccia Giuseppe e De Angelis Gennaro sono presenti? De Angelis e Restuccia? Restuccia è presente? Restuccia Giuseppe? Allora cortesemente signor Restuccia dovrebbe uscire dall'aula perché verrà richiamato dopo. Prima sentiamo Gentile Maurizio, va bene? Sì, De Angelis anche nell'aula? Sì. Allora anche De Angelis deve uscire. Un attimo solo, scusate, De Angelis deve uscire dall'aula. Dica. Signor Presidente, da Lecce è presente Senese Vincenzo. Benissimo, grazie. Diamo atto quindi della sua presenza. Allora, Presidente, chiedo Prego. scusa, avevo già anticipato venerdì scorso se con il consenso dei colleghi era possibile sentire prima, visto che l'avvocato Febbrauro è rimasto questo weekend a Roma per questa udienza e deve ripartire alle 3 perché ne ha un'altra in Francia, se era possibile sentire prima gli imputati che interessano la posizione Leone, che sarebbero Cosentino, Sorrentino Vestiti e Barretta. Allora, certamente nell'ambito dell'esame degli imputati, avvocato, così faremo, ma per i 3 dichiaranti, il cui esame non credo che sia particolarmente lungo, evitiamo di farli attendere, soprattutto perché poi uno è scortato dalla penitenziaria e quindi insomma ha necessità di andare via in tempi brevi. Quindi, e subito dopo cominciamo con i vostri imputati, va bene? Allora, cominciamo quindi con Gentile Maurizio. Sì, lo faccio entrare. Allora, signor Gentile, buongiorno. Vuole dare le sue generalità a verbale? Come si chiama? Gentile Maurizio? Nato a Siracusa, 12-3-6-2. Va bene. In atto detenuto dove? Rieti. Presso il carcere di Rieti. Allora, io l'informo perché le dico in che termini lei deve essere sentito. Lei è stato chiamato come test di riferimento dal pentito signor Sebastiano Cassia, dal collaboratore di giustizia, signor Sebastiano Cassia, il quale ha riferito di aver saputo che Senese Michele trafficava in stupefacenti da suoi amici, tra i quali lei, quindi lei non è coinvolto in questi, secondo le dichiarazioni del Cassia, ha solo fornito un'informazione. Allora, in questo caso deve leggere la foto. Chi è che trafficava, scusa? Il signor Senese Michele. Presidente. Questo è l'oggetto. Presidente, mi scusi preliminarmente perché io sostituisco, come sapete, l'avvocato Placanica e l'avvocato Placanica assiste il signor Gentile in vari procedimenti aventi ad oggetto questo tipo di reati qui, quindi traffico di sostanze stupefacenti.
Ora quindi in realtà il tema della testimonianza non è particolarmente definito, quindi io non sono in grado adesso di dirvi se lui è imputato in procedimento connesso. Io vi faccio presente semplicemente questo, che ci sono più procedimenti attualmente pendenti in cui il signor Gentile è comunque imputato dei reati di quegli articoli 74 e 73 del DPR 309 del 90. Sì. Certamente se vi sono profili di connessione deve essere sentito nei termini del 210 e ha facoltà di non rispondere, e in questi termini sarà invitato a farlo, e anche il diritto di nominare un suo difensore di fiducia. Allo Stato, sulla base di quanto riferito dal Cassia, non sembra essere stato coinvolto nei medesimi traffici illeciti, ma sembra solo aver dato un'informazione. Per cui lo invitiamo a rendere testimonianza, quindi a leggere la formula di impegno e a dire la verità. Ove dovesse emergere qualche coinvolgimento personale, sarà interrotta la deposizione e sarà invitato Era come per dirito. giocare a carte scoperte. Ha capito bene la situazione? Ma l'ha capito? Allora legga quella formula. Qual è? Quella che vede lì davanti, qual è? Francamente non lo so, cominci consapevole delle responsabilità morali e giuridiche che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Quindi si ricordi che lei ha il dovere di dire la verità in relazione ad informazioni che il tema su cui la sentiamo è questo, che ha fornito ad altri, segnatamente al Cassia Sebastiano. Sì, se si tratta di suoi coinvolgimenti personali sui traffici illeciti, ha ovviamente diritto di non rispondere. Quindi poi lei ci indicherà, No, ma guardi, è semplice tanto. però aspetti un attimo, perché poiché la richiesta è stata inoltrata dalle difese, sono gli avvocati che cominciano a fare le domande. Va bene? Prego. Avvocato Spigarelli per Michele Senese. Buongiorno. Senta, andiamo direttamente al centro della vicenda, glielo stava illustrando il Presidente. Qui è venuto il signor Cassia che ha detto che lei le avrebbe dato a lui, a Cassia, informazioni in ordine al fatto che Michele Senese trafficava in stupefacenti, in particolare nella zona del Quadraro. Le risulta di aver dato lei un'informazione di questo genere a Sebastiano Cassia? Impossibile. Non mi risulta, è impossibile proprio. No. Senta, Cassia insiste dicendo che lei sempre aveva parlato a lui di una suddivisione territoriale a Roma per lo spaccio delle sostanze stupefacenti. E quando glielo avrei detto? Cioè non ha proprio parlato con Cassia? No, io sfortunatamente l'ho incontrato una volta sola. Perché sfortunatamente? Allora, innanzitutto io a Cassia Sebastiano lo conosco, a Siracusa lo conosciamo tutti. È tossicodipendente da quando è nato. Cassia Sebastiano conosciamo? Sì, tutti, da noi ci conosciamo tutti. È mio paesano, è tossicodipendente da quando è nato. Si droga da sempre, lo sanno tutti, non voglio né offendere, ma è tossico. Comunque lei esclude di aver dato questa informazione a Sebastiano? Assolutamente, certo che lo escludo. Non ho altre domande. Gli altri difensori hanno domande? Nessuna domanda? Pubblico Ministero ha domande? Sì, senta, lei, lo abbiamo sentito prima dalla collega di studio del suo difensore, lei ha in corso diversi procedimenti penali in materia di droga? Uno lo sto scontando e un altro a piede libero. Dico, ma per quali reati in particolare? Il 73 sto scontando. Pure il 74? È un 74 a piede libero. Il 74 a piede libero e attualmente in che fase si trova? Niente, C'è pure... Al microfono, avvocato. C'è un avviso di chiusura delle indagini. È stato scarcerato dal riesame. Senta, su fatti commessi qua a Roma? Sì. Su fatti commessi qua a Roma.
Lei Cassia lo ha conosciuto qua a Roma o l'ha conosciuto in Sicilia? No, da noi ci conosciamo un po' tutti. Noi è del mio quartiere giù in Sicilia. In Sicilia? Sì. Ecco, non ci ho mai parlato, lo conoscevo così. Lo conoscevo così. Perché è parecchi anni più piccolo di me. Ma qua a Roma lo ha visto, ha avuto modo di vedere? L'ho incontrato una volta in una pizzeria, non lo nego, una volta. Tanto che ho anche detto, guarda quanto è piccolo il mondo, mi vado a incontrare a questo. Ero io con una donna, mi sono fermato in una pizzeria a Taglio. Ma dove? A Roma? Qua a Roma. La prima cosa che gli ho detto, non mi chiedere 10 euro perché so che ti vai a drogare, non te ne do. E quanto tempo fa l'hai incontrato? Parecchi anni fa, 2013, 2014, non ricordo. Quindi più o meno questo è il periodo. Ma lei Michele Senese lo conosce? No. Forse in carcere, forse l'ho incontrato in carcere, forse. No, dico, ma vi siete parlati qualche volta? In carcere, se giocavo a pallone può darsi, perché io gioco sempre a pallone, forse. In carcere, perché io facevo vai e vieni da Re Bibbia e quindi... Perché lei è stato spesso a Re Bibbia, diciamo? Per processo, a reparto speciale. Poi ho fatto 9 anni a G8. Dove? E lì non l'ho G8. mai visto, non l'ho mai incontrato. Senta, e questi 9 anni al G8? Dal 93, 95, 94, quello. E per quali reati è stato detenuto, diciamo? Io? Sì. Per associazione e duplice omicidio. Associazione, che tipo di associazione? Sambo mafioso. Associazione di Sambo mafioso e duplice omicidio. Sentenze passate in giudicato. Io ho scontato tutta la pena. Quindi... uscito, ho finito la pena nel 2010. Ecco, associazione mafiosa, diciamo, radicata dove? A Siracusa. A Siracusa. Va bene, Presidente, per me va bene. Parte civile, a domande? Prego. Buongiorno signor Gentile. Diceva che è stato condannato per spaccio di sostanza stupefacente, sì. Mi è sembrato di capire. In questo contesto ha mai avuto rapporti col Cassia? Ha mai ceduto qualcosa al Cassia? Assolutamente. Guardi, Bene. io gli ho detto l'unica parola che gli ho detto. In ogni caso questa è una domanda a parte civile che implicherebbe una responsabilità penale, per cui non è obbligato a rispondere su questa domanda. Guardi, già che l'ho salutato ha facoltà di non era rispondere tanto. su questa domanda. Era tanto. Quindi, Bene, nessun'altra domanda. Posso fare una considerazione? Prima di fare una considerazione, considerazione, mi faccia qualche precisazione. Come no? Mi pare che il giro delle domande sia terminato. Dunque, non ho capito dove l'ha incontrato, in quale pizzeria a Roma? Allora, io stavo a Toresina, in una pizzeria a Toresina, un quartiere di Roma. Mi trovavo, lui era insieme ad altre persone. Conosceva anche le altre persone? No. Mi sono fermato a comprare una fetta di pizza e c'era lui, ma non l'ho fatto apposta. Il mondo quando... però lo conosceva già perché diciamo, l'aveva visto da Siracusa, da Siracusa ci aveva parlato. Sì, perché è indistinguibile, perché ha le orecchie molto grandi, quindi è indistinguibile. È distinguibile. Vabbè, poi era suo Me lo sono ricordato quando era suo vicino di casa pure, mi pare, a Siracusa. No, eravate nello stesso quartiere, quindi a parte le orecchie siete nati insieme. Sì, ma anche una brutta nomina da noi. Cioè? Ha avuto sempre una brutta nomina. Quale? Era tossico da sempre lui. No, senza offesa per i tossici, per carità. Sì, poi insomma, ed è una brutta nomina, mi scusi, perché per carità io non voglio entrare nel merito delle contestazioni che la riguardano, però dal suo punto di vista, se è coinvolto in procedimenti che attengono allo spaccio, non mi pare che lei sono stampo un po' antico. Prenda tante posizioni di distanza rispetto a questa. No, ma lui è proprio a lui che aveva una brutta nomina. Perché era tossicodipendente. Io me lo ricordo da ragazzino, ora non lo so quando anni c'è. E quindi lei quando lo ha visto ha voluto anche, diciamo, esternargli una frase quasi salvifica: non mi chiedere 10 euro perché ti vai a drogare. Sì, perché mi dispiace che poi ti vai a drogare. Quindi le dispiaceva. Basta. Le dispiaceva che Cassia si andasse a drogare? Lei certo, le dispiaceva. E perché le dispiaceva, visto che non lo come conosce? Per tutti, mi dispiace. Cioè non aveva rapporti sì, ma lui faceva uso di eroina? Va bene, ma poiché lei non aveva rapporti così intimi, lo conosceva solo perché non c'aveva l'orecchia non ho detto non sventola? avevo rapporti intimi. Ho detto che lo conoscevo. No, assolutamente. E allora che preoccupazione aveva di dire? Mi faccia finire
Gentile. Che preoccupazione aveva di dirgli guarda non mi chiedere 10 euro perché se non vado a Dottoressa, comprarti la droga? a me sinceramente è una cosa che mi urta un po', perché non è giusto che lui deve dire che io gli ho raccontato, non è una cosa bella. Perché non è una cosa parte bella? perché io non parlo di nessuno, non so niente, non mi interessa niente, e quindi questo individuo che dice che io gli avessi raccontato, guardi, sono disposto, se me lo porta davanti, sono pronto a fare anche un confronto. Va bene, ok. Ci sono altre domande che volevate fare, Andrea, Elena? Va bene, basta così, grazie signor Gentile, può andare, la scorta lo può riportare via. Possiamo, visto che si trova qui, avvocato Placanica, se ha necessità di fare un'interlocuzione, certamente non gli è vietata, voglio dire. Sì, tranquillo. Allora, scusate, penitenziaria. Scusate, vuole parlare, approfitta per parlare un attimo col difensore? Va bene, grazie. Quindi possiamo introdurre l'altro dichiarante che è, facciamo Restuccia Giuseppe? Cortesemente ci può fare entrare Restuccia Giuseppe, grazie. Non me lo ricordo. Restuccia? Buongiorno, si accomodi. Al microfono, chiedo scusa, e dica a verbale le sue generalità. Buongiorno, Restuccia Giuseppe, nato a Roma, 29/6/63. Va bene. Allora, signor Restuccia, prima che lei legga la formula diciamo, di impegno per capire con quali modalità lei debba essere sentito, le rappresento che, diciamo, anche perché noi l'abbiamo individuato, c'erano vari omonimi, quindi non è detto che sia lei, insomma, noi non lo sappiamo. Le rappresento che è stato sentito il collaboratore di giustizia Cassia Sebastiano che l'ha chiamato in causa. Lei lo conosce, Cassia Sebastiano? Sì. Va bene. Allora, da quello che il Cassia ha riferito, sembrerebbe che lei abbia dato un'informazione circa un'attività di traffico di stupefacenti riguardante il signor Michele Senese. Quindi l'argomento sul quale lei è sentito è questo. Ovviamente l'informazione lei l'avrebbe solo data e non risulterebbe essere stato coinvolto in prima persona, quindi noi la sentiamo come testimone, però se dovessero emergere delle cose che riguardano la sua responsabilità, il suo coinvolgimento personale, lei ha ovviamente facoltà di non rispondere, diritto alla nomina di un difensore di fiducia, e quindi in quel caso, a seconda di quello che lei dichiarerà, noi non lo sappiamo, le daremo tutti gli avvertimenti e interromperemo il suo esame. Va bene? Sì. Allora, per ora legga la formula. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo, con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e da non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Allora, poiché sono stati difensori del signor Senese Michele, insomma di altri imputati che hanno chiesto il suo esame, cominceranno loro a fare domande. Prego. Senta, anche per lei andiamo direttamente alla questione fondamentale. Noi abbiamo sentito in questo processo questo signor Cassia Sebastiano, che abbiamo verificato lei conoscere, il quale ha detto che lei gli avrebbe riferito che c'era un gruppo al Quadraro, capitanato, guidato da Michele Senese, che spacciava droga.
Lei ha dato un'informazione di questo genere al signor Cassia? No, assolutamente. Senta, sempre Cassia dice che lei gli avrebbe anche riferito il fatto che diciamo, c'era una suddivisione in zone in cui si spacciava droga, di cui lei era a conoscenza. Assolutamente no. Senta, lei quanto tempo fa ha visto l'ultima volta Cassia, se lo ricorda? Circa 8-9 anni fa mi venne a cercare che voleva un aiuto economico perché lui faceva uso di sostanze stupefacenti tipo eroina e l'ho visto malandato così, cioè, niente, io ho detto ma perché non te ne vai in comunità che stai a fare così? Gli ho dato un consiglio e basta. Va bene, non ho altre domande. Va bene, gli altri difensori hanno domande da rivolgere? Pubblico Ministero, prego. Signor Restuccia, sì. Lei ma in che rapporti era con Cassia Sebastiano? Come mai li conosceva? Cassia io lo conosco perché io sono cresciuto in Sicilia, eravamo ragazzini, però già lui da allora faceva uso di sostanze tipo eroina. Quindi lei di dove è originario? Diciamo? Io originario di Siracusa. E quindi diciamo, vi siete conosciuti a Siracusa con Cassia? Sì, da ragazzine, sì. Poi lei si è trasferita a Roma? Sì, sono nato a Roma. Lei è nato a Roma? Sì. Però è vissuto anche a Siracusa? Sì, diciamo. Molto, sì. Senta, quindi vi conoscevate da ragazzini, sì. E invece qua a Roma perché vi siete visti? Come mai è venuto da lei? Perché ci siamo visti perché io ero detenuto a Rebibbia, sì. E quindi anche lui lo portarono a Rebibbia per altre cause, altre faccende. E vi siete reincontrati a Rebibbia? Sì, ci siamo reincontrati. E poi vi siete visti pure fuori? Una volta sola mi è venuto a cercare chiedendomi aiuto, che stava disperato. Perché... E perché è venuto a cercare soldi da lei? Io penso perché si voleva comprare qualche dose sicuramente. No, dico, ma come mai ha scelto lei? Dico, perché è venuto proprio da lei a chiedere questi soldi? Perché mi conosce da ragazzino sicuramente. E lei in che zona abita? A Roma abitava in quel periodo? Piazza Bologna. Pure in quel periodo quando Cassia è venuto da lei? È venuto, sì, a cercarmi, mi hanno chiesto che ha cercato un paesano tuo. No, dico, in quel periodo quando Cassia è venuto a cercarla, sì. Quei 8 anni fa, quando è stato, sì. 7-8 anni fa. Lei dove abitava? Sempre a Piazza Bologna? Sì. Quindi sempre in quella zona là? Sì. E lei gliela dati i soldi poi? No, mi ha dato 20 euro, così ti posso dare questi, però ti ho detto... vattene in comunità, ma non vede come stai. Lei perché era detenuto a Rebibbia quando vi siete incontrati con Cassia? Io ero detenuto associazione omicidi. Che associazione? In Sicilia. Associazione mafiosa? Sì. E omicidi? Sì. Ma li ha scontati, diciamo, sono passati? Sì, ho scontato tutto, sì. E in materia di droga lei è stato mai indagato? No, mai. Quindi associazione mafiosa e omicidi? Sì. Lei Michele Tenese l'ho conosciuto, non ha sentito parlare? Sì, l'ho conosciuto a Rebibbia. Sì. A Rebibbia quando eravate detenuti insieme? Non stavamo insieme, cioè ci incontravamo così giocando a pallone durante l'ora d'aria così. E in che periodo l'ha conosciuto? Penso 95-96. Poi lo ha rivisto dopo? No. Fuori non l'ha mai incontrato? No, mai. Lei fino a quando è stato detenuto? Fino a 2011, 31 luglio 2011. E dal 2011 non è andato più in carcere, diciamo? No, solo una volta. Perché? Detenzione d'arma da fuoco. Quando tempo fa? 2015. È stato un altro periodo detenuto? Sì. Quanto tempo? Circa 3 anni, di cui 2 agli arresti domiciliari.
e ho scontato la pena. Quindi diciamo è stato condannato per questa detenzione di quest'arma a circa 3 anni di reclusione. Sì, mi hanno condannato per porto abusivo d'arma anche se non è stata mai rinvenuta. Ho capito. Sì. Va bene, non ho altre domande. Parte civile? Senta, ma lei ha sempre, quando è stato a Roma, ha sempre abitato a Piazza Bologna? Sì. A Quadraro non ci ha mai abitato? No, assolutamente. E può chiuderlo se vuole, Sei sia chiuso. tranquillo, come preferisce. Sei chiuso. Invece Cassia abitava a Roma, che lei sappia, quantomeno, non so, avete parlato quando siete stati detenuti insieme a Roma? Guardi, non lo so dove abitava, non mi ha spiegato, c'aveva una situazione disagiata, così come lo era a Siracusa, ha fatto la stessa cosa qui a Roma. E invece lei gli ha dato il numero di telefono, comunque l'indirizzo? No, e come l'ha ritrovata a lui Piazza mi ha Bologna? cercato, lui mi ha cercato. E come l'ha cercata? Come è arrivato alle Mi ha sede? cercato a San Lorenzo, perché lui sapeva che io frequentavo San Lorenzo, quindi ha domandato, ha chiesto di me, alla fine mi è stato detto che ti cercava. Quindi avete parlato, diciamo, durante il periodo di detenzione comune a Rebibbia? No, guardi, io non ho parlato con lui perché lui sempre sapeva questa cosa di tossicodipendenza. Anche quando stava in carcere? Sì. E come, scusi, come poteva essere, diciamo, come poteva assumere sostanze stupefacenti in carcere? Si sa che nelle carceri ci sono tanti modi di introdurre stupefacenti. E lo si sa, tutti i giorni ne sentiamo, quindi se ne sentono. Anche durante il periodo di detenzione in carcere il signor Cassia diciamo, continuava a fare uso di stupefacenti, è giusto? Sì. Perciò lei diciamo, non ha voluto, come dire, allacciare più rapporti con il Cassia? No, rapporti assolutamente. più profondi, diciamo? No, non siamo stati mai coimputati insieme né associati insieme. Sì, dico rapporti più profondi a livello di conversazione assolutamente no. Va bene. E in che periodo c'è stata questa detenzione comune in carcere? Io credo dal 2001. Poi lui è stato scarcerato, non mi ricordo se 2006 o 2007. Quindi 5 anni all'incirca, giusto? 4-5, sì. Ho capito. E in quel periodo c'era anche Michele Senese in carcere? No, io ricordo nel 95 perché facevamo quelle partite a pallone. Negli anni 95 era detenuto? 95-96 credo. Faceva le partite a pallone con Michele Senese a Rebibbia? Si giocava a pallone e quindi si formavano delle squadre e si giocava così. Va bene, grazie. Se conosce Gentile Maurizio? Sì, lo conosce Gentile, siete dello di stesso? Siracusa? Sì, è stato mio computato, sì. Certo. Quindi siete stati condannati per la stessa associazione mafiosa e per gli stessi negli omicidi? anni 80, sì. Quindi lei diciamo, era coimputato suo nell'associazione mafiosa e negli omicidi di cui abbiamo in parlato Sicilia, prima. sì. Benissimo, Esatto. grazie. Va bene. Avete domande? No. Va bene, grazie, può andare. Buongiorno. Ci fa entrare cortesemente, quando esce fuori, signor Restuccia, ci fa entrare De Angelis, grazie. De Angelis? È lei? Venga.
Tiri su la mascherina, De Angelis. Si accomodi qui al microfono. Sì, sì. Allora, signor De Angelis, buongiorno, si accomodi pure lì al microfono. Come si chiama e dove e quando è nato? Allora, De Angelis Gennaro, nato a Casal di Principi il 10/1/44, residente a Cassino da 1967. Cassino via? Via Cavour. Via? Via Cavour. Cavour, numero? 1, ma non mi ricordo. Non se lo ricorda. Va bene. Senta, signor De Angelis, allora la informo del motivo per il quale lei è stato chiamato qui davanti a noi, così sappiamo anche come sentirla. Allora, è stato chiamato perché di lei avrebbe parlato il signor Salvatore Giuliano. Lo conosce Salvatore Giuliano? Io non lo conosco, non l'ho mai visto. Però lui mi dice che mi conosce, ma io non lo... Quindi non lo conosce, però può aver parlato di lei il signor Salvatore Giuliano, è possibile che abbia... Sì. Allora, la sentiamo su queste vicende, cioè noi la sentiamo come testimone perché non ci sono suoi coinvolgimenti personali. Ci risulta che lei avrebbe riferito al signor Salvatore Giuliano che chi si occupava di droga nel Lazio era Senese Michele, quindi lei è stato chiamato solo su questa circostanza. Quindi legga la formula davanti a sé, non si parla di suoi coinvolgimenti personali, quindi ha l'obbligo di dire la verità. Se dovessero emergere suoi coinvolgimenti personali, il Tribunale interromperà l'esame perché lei ha diritto di non rispondere, non è obbligato a rispondere su fatti che la riguardano e ha diritto a nominare un difensore. Ha capito bene? Sì. Sì. Allora, legga ad alta voce quella formula che vede davanti a sé. Guarda, consapevole, la prenda. Quel foglio là, consapevole. Lo vede? Prego, glielo leggo io? Grazie. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assume con la sua deposizione, si impegna a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a sua conoscenza. Dica, mi impegno. Mi impegno? Va bene, allora, risponda pure alle domande dell'avvocato. Avvocato Spigarelli per Michele Senese come primo. Senta, come le diceva il Presidente, noi in questo processo abbiamo sentito Salvatore Giuliano, classe 54, il quale ha detto che lei era una delle persone, anzi la persona, che riferiva a lui, a Salvatore Giuliano, che voleva entrare nel commercio della droga e in altri commerci illeciti a Roma, e lei gli avrebbe riferito del fatto che c'era Michele Senese che era coinvolto in questi traffici e che anzi addirittura bisognava chiedere il permesso a Senese per fare una cosa del genere. Allora lei prima, quasi rispondendo alla Presidente, ci diceva dei suoi rapporti con Salvatore Giuliano, e intanto le chiedo, lei ha mai fatto un discorso di questo genere con Salvatore Giuliano? Non lo conosco proprio. Però se non si mette in direzione... Non lo conosco proprio, avete capito com'è? Ma lei dice di non aver mai incontrato, mai conosciuto, mai visto questo uomo. E come fa? Questo qua, a mia conoscenza, c'ha dei parenti a Cassino, che praticamente è stato un periodo a Cassino, che frequentava Cassino, ma io in quel periodo ero in Germania, che facevo il mediatore di automobili. Quindi io a questo signore già non lo proprio conosco, mai visto. Avete capito qual è la questione? Non è che sto dicendo una bugia, sto dicendo la verità di quello che è.
Quindi lei non ci ha mai fatto discorsi di nessun tipo che riguardavano Michele Senese? Ma no, signore, se io dico che non lo conosco proprio, se me lo fate vedere io non lo conosco. Va bene, non ho altre domande. Va bene, gli altri difensori hanno domande? Pubblico Ministero? Prego. Sì, lei conosce Michele Senese o non ha sentito parlare? Michele Senese l'ho conosciuto a Rebbio perché ho avuto un processo per evasione fiscale. Sì. E abbiamo fatto i colloqui insieme perché lui mi spiegò che non poteva stare non stava nella sezione dove stavo io, che io stavo a Rebbio, ma stava alla sezione che non sto bene, come si dice, infermeria, bravo. Allora a questo punto abbiamo fatto i colloqui in quel periodo con Michele Senese. Ho fatto 3 o 4 colloqui. Ma che vuol dire ha fatto i colloqui con Michele Senese? No, i controlli, ha fatto i controlli. Contestualmente i colloqui delle famiglie, credo. Ci siamo incontrati. E perché non ho capito perché facevate i colloqui insieme lei e Michele Senese? Il colloquio, quando uno va nella famiglia, portami il mangiare. Certo, ma questo non c'è dubbio, però perché li facevate insieme lei e Senese? Io intendo il colloquio, ci siamo incontrati quando facevamo i colloqui con la famiglia. Intanto tiri su la mascherina, tiri su sul naso. Io non manco di respiro bene. E ci siamo incontrati, così. E lì l'ho conosciuto. Praticamente, altre cose poi non lo so. E dice, il figlio, vi dico anche questo perché dico sempre la verità. Il figlio di Michele Senese stava a Roma e ci hanno trasferito da Roma a Rebbio, ci hanno mandato a Teramo. Dove? A Teramo. Ah? Teramo. Fermo? Teramo. A Teramo. Quindi il figlio, il Vincenzo Senese è stato trasferito a Teramo. Insieme a me ci hanno trasferito sul carcere di Teramo. Anche lei è andato a Teramo? Sì. Vabbè. Sono stato un mese a Roma e il resto che ho avuto una causa per evasione fiscale. Quindi a questo punto che è successo? Ci hanno messo insieme nella stessa cella. Con Senese? Con Senese Vincenzo. No, con Senese Vincenzo. Figlio, con Vincenzo. Questo è un mezzo scemo, comunque. Mi ha fatto essere uguale che non avete idea. Nel senso che non salutava le persone, dai, in carcere, si stanno l'abitudine che devi rispettare. No, non ho capito che faceva Vincenzo in carcere. Non salutava le persone, in carcere c'è l'abitudine che bisogna rispettare, bisogna salutare. Non salutava Vincenzo, non salutava. No, niente, poco. Ma diciamo, se mi stai 8 mesi, io cercavo di contenere, perché io non ragiono proprio. Cercava di contenerlo lei? Cercavo sempre di mantenere calmo, tranquillo, perché era un po' agitato. Un po' era agitato? È sempre stato così, sarà, non lo so, comunque. E così ho conosciuto i Senesi. Sempre perché sono stato in carcere e ho conosciuto. Ma poi non c'ho avuto mai nessun tipo di rapporto, mai niente. Senta, ma lei, oltre che questo processo per evasione fiscale per cui è stato in carcere, ha avuto altri processi? Sì, ho avuto altri processi. Per che cosa? Mai robe sempre. Io non gli ho chiesto per che cosa non li ha avuti, io gli ho chiesto per che cosa li ha avuti. Per quali reati? Sempre roba commerciale, diciamo così. Cioè che cosa? Non mi ricordo più i processi che ho fatto precedentemente. Diciamo, una volta ho litigato con mio padre, era bambino. Voleva un vestito, non me lo comprava, eravamo 9 figli, andate a comprare, almeno. La prima volta sono stata quando ero minorenne. Ma lei quanto tempo è stato in carcere, diciamo, complessivamente? Ma complessivamente ho fatto poco, perché io non ho mai fatto niente, cioè ho fatto 2 anni ma per evasione fiscale. E poi mi mandarono in arresto domiciliare. E poi? E poi ricordo più niente. Si ricorda.
Senta, lei prima ha detto che Giuliano aveva dei parenti là a Cassino dove abitava lei? No, dove abiti? Nella zona? Nella zona. Nella zona. Dove abita? Io abito a Castrociro. Lei abita a Castrocero? C'è la famiglia là. E io abito a Cassino. Sì. Mo su Giuliano. No, un momento. Lei i parenti di Giuliano li conosce? Come non li conosco? Cassino è piccolo, non è grande. Quindi li conosce i parenti di Giuliano. Quindi come sa che questo Salvatore Giuliano aveva questi parenti a Cassino? Come mai lo sa? Come lo so? Perché lo sa che se lei dice io Giuliano non l'ho mai conosciuto, però aveva dei parenti a Cassino, come sa che Giuliano aveva questi parenti a Cassino? Come l'ha saputo? Guardate, il Barcoppolo c'era a Cassino. Sì. È un cugino di questo Giuliano, sì. Un parente, zio, che non lo so. Comunque, a Cassino ci conosciamo tutti quanti, come voglio dire. Questo qua, al Barcoppolo, io ci andavo a prendere il caffè, sì. Quando passavo, è stato questo signore, so, per dette pure dalla gente che lo diceva, sì. Questo è Giuliano, ma io non l'ho mai visto di persona, perché io a 10 anni sono stato in Germania. Questo è Giuliano, ma perché dicevano questo è Giuliano, come mai? Lo dicevano la gente. Ma perché lo dicevano? Ma non perché non lo so, ma perché erano parenti forza pizzicà, non lo so. Però questo già mi ha nominato in altre cose, ecco perché sto dicendo. Però io non l'ho mai conosciuto. Non ho capito, scusi, già l'hanno... Sì, ma l'ho sentito. Ma me lo dico proprio. Non ho capito bene, che vuol dire già mi ha nominato un'altra volta? No, siccome vendeva le macchine io. Questo qua voleva avere rapporto con me con le macchine. Ma chi? Giuliano Salvatore? Ci stava un altro che era un commerciante di macchine, mi disse quindi così. Voleva avere rapporti con lei con le macchine? Ma io non l'ho mai... E perché se non vi conoscevate voleva avere rapporti con lei? Proprio perché non mi conosceva, disse a questo qua. A questo qua chi? A quest'altro signore di Cassino, diciamo... A chi? Questo pure vendeva macchine comunque, e di Cassino. E quindi a Cassino non ci vuole niente a conoscere uno buono, uno malamente, uno con me. Sì, no, ho capito. Dico, ma l'ha nominato un'altra volta dove? In un processo l'ha nominato un'altra volta? No, in processo a me non mi ha nominato perché non c'è mai avuto nessuno di rapporto. Tiri su la mascherina, tiri su. Se ne scende. Lo so, però bisogna tenerla su. Manca di pietà. Questo è. Poi che te ne sa nascondere? Se fosse stato che l'avessi conosciuto, non avessi niente da nascondere. Tanto lui non è che tiene una prova che è stato insieme a me, o ha mangiato con me, o mi ha visto a me. Mai. Se lui è un bugiardo... E dico, ma lui vi ha cercato nell'ambito di questo commercio delle macchine, vi ha cercato questo Salvatore Giuliano? Me lo disse questo commerciante di macchine. Sì. E ci sta questo signore che si comprava macchine. Siccome io vendevo macchine ai commercianti, sì. Ovviamente ma non hanno pagato l'IVI i commercianti e io perciò sono finito. Devo andare su processi, no, dico, quindi Giuliano vi ha cercato tramite quest'altra persona? No, sì. Lo volevo conoscere tramite questa persona. E voi avete detto di no? No, non ho detto di no, gente che non conosco, non ci prendi mai, perché io facevo il mediatore in Germania. Allora, ma che è successo? Parla a breve, queste arrivavano alle macchine e l'IVA non la pagavano e sono stato accusato pure io come che io si è fatta la evasione fiscale, okay. Ma io non ho mai comprato né una macchina personale, né cioè voglio dire, non ho mai intestato a me i fornitori che tenevo i commercianti, mandavano il bonifico all'azienda in Germania e sono stato 10 anni là, come potevo conoscere che su Giuliano? Va bene, non ho altre domande. Difesa di parte civile. Senta, signor De Angelis, quindi lei è stato 10 anni in Germania? Sì. E in quel periodo di 10 anni questo Giuliano Salvatore è venuto a Cassino?
a trovare i parenti. Ma ci si è anche fermato un po' a Cassino? Diciamo, è venuto solo a trovare i parenti così occasionalmente o ci si è... Non lo so se si è fermato, non si è fermato, a me me lo disse, no, per capire a lei chi glielo disse, visto che lei stava in Germania, non lo conosceva, mi faccia un attimo finire, lei stava in Germania, non lo conosceva, non voleva avere a che fare con lui, perché sapeva che questo Giuliano stava a Cassino a trovare i parenti, che interesse aveva ad avere lei questa informazione? Allora vi spiego, a Cassino, il bar Coppola. L'ho capito che al Bar Coppola si incontrano tutti, ma lei stava in Germania. E questo qua, diciamo, questo Giuliano, diciamo, stava sempre buttato per dentro Cassino. Che non sì, però lei stava in Germania quando lui stava a Cassino. Chi gliel'ha detto a lei in Germania che questo stava al Bar Coppola? Una volta al mese, tornava una volta al mese. No? Tornava una volta al mese. E quindi che succedeva quando tornava? Tornava, stava 7-8 giorni e poi me ne andava un'altra volta in Germania. E quindi lo vedeva Giuliano quando stava a Cassino? Non lo conosco, vi giuro su mio padre che è morto. Però al Bar Coppola gli dicevano quello è Giuliano quando lei andava? È il cugino, era il cugino? Ho capito. Il cugino suo. Ho capito. Senta, ma perché Vincenzo, il figlio di Michele, non salutava quando era in carcere? Perché non salutava? Guardate, io l'ho conosciuto bene, 8 mesi. La conosciuta? Signor Presidente, non per interrompere l'esame del Presidente. Non si preoccupi, lo può interrompere. Un tema specifico di prova su cui avete chiesto l'audizione del signor De Angelis, e cioè se avesse o mai fatto o avuto confidenze da Salvatore Giuliano. Mi chiedo che c'entra il comportamento di Enzo Senese in carcere. Ma è evidente che il Tribunale deve fare un vaglio di attendibilità soggettiva del dichiarato ed oggettiva, pertanto è ovvio che sta cercando elementi per comprendere il futuro giudizio. Il tema credibilità che c'entra il tema Enzo Senese ritiene il Tribunale che sia rilevante ai fini del fare questo giudizio, insomma, pertanto. Mi dica un Presidente, quello era un bravo ragazzo, però il problema suo è che il cervello non ci sta, secondo me, abbondantemente, diciamo. Può essere, perché tu, scusa, salutare è umano, no? Uno dice buongiorno, buonasera, tutte queste cose. E chi là si usa nel carcere. Se non c'è l'educazione, si va a finire la discussione. E deve salutare, deve fare. Io cercavo perché è un buono figlio. Ma lei la salutava? A lei la salutava? Noi siamo stati insieme 8 mesi nella stessa cella. Ma lui glielo diceva perché non salutava gli altri, no? Ce lo diceva, ma lui... Perché? Perché? Che è un fatto così. Così? È più un vessi che una persona... Io l'ho conosciuto bene 8 mesi, no? Appunto. È un mezzo scemo, non mai dice. È bravo, non è cattivo. Però, diciamo... tenere queste defianze, come si dice? Queste. Va bene. Avete domande? Posso, Presidente, su questo tema agitato dal Tribunale? Certo. Scusi, buongiorno. Senta. Ma Senese, lei sa se era la prima detenzione, se era mai stato detenuto, arrestato prima, se era mai stato in carcere prima? Ma Senese chi? Vincenzo. Vincenzo Senese non lo so se è stato arrestato prima o meno, però praticamente quando ci hanno trasferito a tutti e due a Teramo e abbiamo preso la stessa cella insieme. Ma lei quando dice che era un mezzo scemo, nello specifico cosa intende dire? Non avevo, cioè con gli altri, anche gli altri detenuti scusi, aspetti, anche gli altri detenuti lo consideravano un mezzo scemo? Gli altri detenuti, lui non salutava nessuno. Si avvicini al microfono, per favore. Non era una... come voglio dire, ma non lo faceva a cattiveria, era un carattere così, come voglio dire. Però era un buono fissacchiotto, non è un cristiano, come dice, malamente. Ma che lei sappia era considerato così anche dai suoi familiari? No, i familiari non lo so, la moglie, la mamma veniva a fuoco con loro. La mamma, non ho capito? La mamma di Senese veniva a fare il colloquio. Veniva a fare il colloquio col ragazzo. E aveva paura, faceva... sta guarda che sta cara, gli faceva così, ci sta una poca
non tanto buoni. Quindi lei mi sta dicendo che anche i familiari lo consideravano... Ah, ma mamma proprio. Va bene, grazie. Fortunatamente non è successo mai niente, però è mantenuto, io lo davo sempre in testa. Poi Michele Senese l'ho conosciuto e mi ha fatto un colloquio insieme, e così l'ho conosciuto, mi ha fatto 3-4 colloqui per la famiglia, no? Ma non ho capito perché facevate i colloqui insieme, lei e Senese, perché? Signor, non si preoccupi, è uguale. Giudice. Qual è il problema? Il problema è che vi chiamano, non è che lo facevo. Sì, ma dico perché lei lo faceva in un posto particolare del carcere e ci si ritrovava. Chiamano e vengono le famiglie. È stato casuale? No, entrano, bravo. Cioè che voi vi trovaste insieme, è stato casuale? Sì, perché quello mi mettono nei guardi, mica noi comandiamo noi in carcere, i guardi si comandano nei guardi, mica noi. Va bene. Comunque... è così. Va bene, grazie. Se non ci sono altre domande, mi pare che non ci siano, può andare. Grazie. Grazie a me. Grazie, buongiorno. Va bene, a questo punto possiamo procedere con buongiorno, grazie. Con l'esame degli imputati e dovrebbero essere Vestiti, Sorrentino, Barretta, Cosentino, Pezzini, Senese Vincenzo, classe 90. Quindi chiedeva alla difesa Leone di esaminare dapprima seguendo l'ordine già andrebbe bene. Vestiti, Sorrentino, Barretta e Cosentino. Va bene. E allora praticamente pressoché tutte. Perché rimane fuori solo Pezzini e Senese Vincenzo, classe 90. Va bene. Allora, Vestiti. Presidente, avvocato Marino, difesa Vestiti. Io in effetti ho un interesse esattamente opposto a quello del collega, nel senso che ho l'interesse a far sentire il signor Vestiti per ultimo, dopo che siano stati sentiti Barretta, Cosentino e gli altri che diciamo... Allora vogliamo cominciare da Sorrentino? Vestiti e Sorrentino hanno la stessa posizione. Vogliamo cominciare, tanto vabbè, sono interessati anche a Barretta e Cosentino, vogliamo cominciare con Barretta? Va bene? Ecco, Barretta va benissimo. Barretta. C'è anche la spontanea dichiarazione Sì, Presidente. Però quelle le facciamo alla fine, avvocato. Sì, tutte le spontanee dichiarazioni le facciamo alla fine, prima facciamo gli esami. Allora, cominciamo quindi con l'esame di Barretta, giusto? Allora, Barretta, venga pure. Va bene, allora Barretta, si accomodi. Le faccio gli avvertimenti del caso. Lei, quale imputato, non è obbligato a sottoporsi ad esame, può avvalersi della facoltà di non rispondere. Se sceglie di non rispondere, il procedimento va comunque avanti. Se sceglie di rispondere, quello che dice può essere utilizzato contro di lei e si accusa altre persone all'obbligo di testimoniare a loro carico entro determinati limiti di legge. Vuole rispondere alle domande? Certo, sì. Allora, dica le sue generalità complete al microfono. Mi chiamo Barretta Massimiliano, sono nato a Napoli 13/5/75. Sì, allora un attimo solo e certo. Poi cominciamo con l'esame da parte del pubblico ministero. Un attimo, Ci Buongiorno. poniamo. Allora, prego, può rispondere alle domande del pubblico ministero? Sì. Sì, signor Barretta, iniziamo seguendo proprio i capi di imputazione di cui lei risponde. Iniziamo dal capo 12, ci sono questi 200.000 euro che le vengono contestati. Mi vuole descrivere un po' questa vicenda di questi primi 200.000 euro? La vicenda nasce in questo modo qua, pubblico ministero.
io diciamo, in quel periodo là facevo fatica diciamo, nell'acquisto perché avevo avuto delle problematiche negli incassi tra giugno e luglio 2017 di varie fatturazioni, tra cui uno proprio grave era ITB, diciamo, nella situazione specifica. C'era Corsaro, Revenger, che era un'altra società diciamo, collegata sempre a Luca d'Alessandro, e vado diciamo, un attimino in affanno, già da maggio-giugno. Poi io avevo fatto un'operazione di blower, dove poi va consegnato al nostro cliente, che dirò dopo. E che cosa succede? Che si propone una situazione di 2.400 pezzi di Colmar più 3.600 pezzi di Colmar. I primi 2.400 bisognava comprarli con la prima operazione, che dopo lei sicuramente mi dirà. I secondi 3.600 io devo comprarli da solo. Quindi io, poiché avevo un fornitore da 8-9 anni, che era Bernardo Papa con la BM di moda, propongo a lui questa operazione. In quel momento là noi non avevamo spazio nei castelletti, li spiego, noi avevamo degli affidamenti per 1 milione, 3 milioni e 4 con la BM. Che cosa succede? Che noi lo spazio per anticipare le fatture della BM di moda non ce l'avevamo, avevamo poco spazio. E dico vicino a Bernardo, come dobbiamo fare? È un affare da fare, perché noi compravamo gli Colmar a 65 euro, li vendevamo a 90 euro, vi dico proprio com'è la situazione. Quindi c'era un buon guadagno su questa operazione qua. I Colmar significa i giubbotti? I giubbotti Colmar. Io specifico, voglio essere chiaro, l'azienda VEM nasce nel 2013. Vabbè, poi ci andiamo, adesso parliamo della vicenda. Che cosa succede? Che Bernardo dice adesso vediamo come dobbiamo fare. Mi chiama, dice sto cercando di vedere come fare per fare questi soldi qua, perché all'inizio mancavano solo 100.000, perché io 100.000 sui castelletti ce l'avevo. Poi dopo mi nasce un problema che le vengo a dire dopo, dottore. Bernardo mi chiama all'improvviso il 30, mi sembra che era intorno al 30 agosto, e mi dice... 30 agosto? Sì, mi dice... Di che anno? 2017. E mi dice, Barretti, ho trovato come fare. No, mi chiama la sera prima, mi scusi. Sì. E mi dice, ho trovato come fare, domani mattina domani ti chiamo io in giornata e ti dico a che ora devi scendere giù nell'ufficio mio, che ho trovato come fare. E l'ufficio suo dov'era? Era a San Giorgio Alì. Sì. Che cosa succede? Lei era a Verona? Io ero a Verona, sì. Mi chiama verso le 9:30, 10 del 30 e mi dice aspetta che ti chiamo tra 2 ore e ti dico a che ora devi stare giù. Mi chiama a mezzogiorno e mi dice devi scendere subito giù, perché alle 6 devi stare da me, perché la persona deve andare via. Io parto a mezzogiorno, che non ero da solo, ero con un mio amico di Parma, parto in macchina e scendiamo giù. Arriviamo anche in ritardo, Bernardo ripetutamente mi chiama sul telefonino perché era in ritardo. Arrivo giù e vado in ufficio, salgo sopra da solo e trovo Bernardo, una persona che non mi ricordo chi era, e Vincenzo Senese. Quando ci incontriamo, Vincenzo dice no, io... Ma lei Vincenzo Senese già lo conosceva? No, personalmente no. Ne aveva sentito parlare? Mi sembra una volta che lui lavorava tramite UTG, una cosa di questa a Milano, però io proprio contatti con lui no. E non, anche se dalle carte emerge che c'era quasi, ma io non ho mai sentito parlare, perché lui tecnicamente, da come dice lui in ufficio, da Bernardo, con la famiglia Barretta non voleva avere a che fare. Cosa succede? Che in questa situazione qua... Quindi vi trovate nell'ufficio lei, Bernardo, Senese e Vincenzo... e un'altra persona che accompagnava Vincenzo, che non mi ricordo chi era, dottore, le dico la verità. Che cosa succede? Che questa situazione qua si crea un po' di tensione nell'ufficio, infatti stiamo un'ora, 2 ore a parlare, come facciamo, come non facciamo. Bernardo, tu allora garantisci tu l'operazione per Barretta, perché io... Ma cioè di che cosa parlate? Di soldi. Cioè che cosa? Spieghi bene, voglio capire, eravate là per che cosa? Perché Vincenzo doveva finanziare l'operazione di Colmar, perché Bernardo aveva trovato questa persona che era Vincenzo, che doveva finanziare l'operazione di Colmar. Dei Colmar, benissimo. Perfetto. Lui l'operazione con me non la voleva fare direttamente, è chiaro. E lo dice esplicitamente davanti a me, dice io con Barretta non voglio avere a che fare, la famiglia, io non voglio avere a che fare con Barretta. E Bernardo giustamente, stando lì, mi dice vabbè, ora vediamo come dobbiamo fare. E lui ribadisce vicino a Bernardo, se l'operazione dei Colmar, e Bernardo specifica deve essere dei Colmar, io allora garantisco, se per tabbonare i 2 debiti che hai in questo momento, io non ne voglio sapere. Dice Papa. Dice Papa. Sì. A quel punto là, dopo un'oretta di discussione su questa situazione qua, l'operazione si conclude, andiamo a mangiare. Che significa che si conclude? Ci dà questi 100.000 euro. Chi li dà? Chi li dà? Vincenzo. Perché li dà? No, li dà a me direttamente. Mi mette sul tavolo, io prendo 100.000 euro che li dà a me, si trattiene 4.000 euro
che sarebbe la dilazione del primo mese, e andiamo avanti. E andiamo a mangiare tutte e tre, io, Bernardo e lui. Scusi, e invece Papa, diciamo, in questa operazione dei Colmar? Fa solo da garante. Fa il garante? Sì. Dopodiché, Che poi vabbè. lei prende questi 100.000 euro meno 4.000 Sì. euro, e erano in che taglio, come erano suddivisi? Dottore, diciamo, le dico la ricorda? verità, Non se lo ricordo. erano una decina di mazzetti di soldi. Sì, le devo dire, Tutto perché in l'ho messo, contanti, sì, diciamo. l'ho messo in una busta di carta. Benissimo, allora, dopodiché? Dopodiché andiamo a mangiare e io salgo a Verona. Sì. Conclusa l'operazione, che cosa succede? Che io vado in Serbia da Borasport e do solo un acconto a Borasport sull'operazione, perché io già avevo un debito con Borasport inerente a un'altra fornitura che mi aveva fatto su Blauer. Perché questo era il nostro... Allora le spiego, posso essere chiaro? Sì, Noi compravamo dei marchi firmati Blauer, Colmar, di Square, però in triangolazione con l'estero. Per quale motivo? Perché questi marchi già erano presenti in Italia e avevano le loro, diciamo, negozi ufficiali, non li potevamo comprare. Allora, avendo due società estere con due negozi rispettivamente, noi facevamo gli ordini e li portavamo in Italia, ma era tutto regolare perché era roba dell'anno precedente, non era della merce, diciamo, di stagione in corso. Quindi era fatturabile tranquillamente perché faceva parte di stock di magazzini. Poi succede che abbiamo questa problematica, diciamo, con Borasport e roba varia, e non riusciamo a ritirare i Colmar perché giustamente Borasport voleva essere saldato, diciamo, dei 3.600 pezzi. E quindi io continuo. No, quando la fermo. Sì, che cosa succede? Che, Ma non ho capito, quindi lei li ha dati questi 100.000 un acconto per pagamento del Blauer, del marchio Blauer? Presidente, c'era un debito regresso con la Borasport. Di quanto? Mi sembra 35-36.000 euro con il distributore, diciamo, serbo. E poi c'era... Quindi quei 100.000 che aveva ricevuto, 35 li dà per saldare il debito suo? Perfetto. E poi diamo un acconto... Quando lei dice diamo chi? Mi scusi, voglio essere sollevato. Do un acconto, mi scusi se parlo poi, ma do un acconto di 50.000 euro per quanto riguarda i Colmar. I Colmar però tutta la fatturazione non veniva quella cifra là, ma ci parlavamo di quasi 210.000 euro di merce. Quindi io per finire di pagare devo dare altri 150.000 euro. Senta, ma con Senese come rimanete? L'accordo qual era quel giorno, quel primo giorno? Che ogni mese dovevamo pagare 4.000 euro, finché non distribuivamo il capitale. Dico, ma lui sapeva, diciamo, che cosa dovevate farci con questi soldi? Sì, dovevamo comprare i Colmar davanti a loro, perché Bernardo specifica. Se per i Colmar sì, se per Tamorari no. Quindi diciamo la finalità la conosceva, cioè nel corso di questa riunione ne avete parlato di questi Colmar, al punto che ha detto se per i Colmar te li do, se no no. Lui dice, dottore, specifico di nuovo, lui dice se li devo dare a te non ti do niente. Esatto. Se c'è Bernardo che garantisce l'operazione di Colmar te li do. Benissimo. Perfetto. Bernardo dice sì, io devo ricevere i Colmar, quindi possiamo andare avanti. Chi ha detto io devo ricevere i Colmar? Bernardo. Perché poi lei una parte di Colmar li doveva dare a Bernardo, com'era l'accordo? Tutta l'operazione veniva data ai Colmar a Bernardo. Ipoteticamente dovevano andare tutti a Bernardo. Benissimo, quindi lei faceva, come dire, questo investimento faceva il mediatore, poi i Colmar alla fine dovevano finire tutti a Bernardo. Sì, io mediavo, diciamo, di questa situazione. Ho capito. Ok. Andiamo avanti. Che cosa succede? Ma lei non si è attenuto agli accordi perché ha pagato 35.000 euro di Blauer. Sì, è vero, dottore, Presidente. Per quale motivo? Perché io speravo, faccio un'altra parte, perché noi ogni 30 del mese scaricavamo le fatture in banca e facevamo di nuovo, diciamo, le anticipi fatture. Noi avevamo quasi 800.000 euro di SBF, significa saldo buon fine, significa che scaricavamo le fatture quindi io avevo detto vabbè, scarico le fatture, poi il 30 si liberi il castelletto e arrivato a anticipare le fatture per chiudere il debito. E invece non viene fatto questo, perché che succede? Il 15 agosto il signor D'Alessandro mi dà un impagato di 65.000 euro sulla BPM. Gliel'aveva già dato il 15 agosto prima, diciamo, questo impagato? No, sì, mi dà l'impagato e la banca mi dà 20 giorni di tempo, 5 settembre, che io devo chiudere la fattura, perché quando uno ha un impagato, o tu, diciamo, ti prendi i 15 giorni lavorativi per chiudere la fattura, o quando sai che il cliente non può pagare, avvisi via PEC la banca e gli dici
guardi, il cliente non può, deve rinnovare il pagamento a 30 giorni, quindi che fai? Riporti di nuovo la fattura con l'assegno vicino a 30 settembre e rifai di nuovo, diciamo, l'anticipo. Questo non avviene. La banca mi chiama, io ero in vacanza con mia figlia e la mia ex compagna, mi chiama la banca e dice: Barretta, la dottoressa si chiamava Alessia, mi ricordo, devi correre subito in banca. Io corro in banca, dico: ci sta questo problema, perché che cosa era successo? Che contemporaneamente, e dopo ritorniamo anche questo lasciamo stare questa parte, sì, qua adesso. Allora, quindi lei diciamo, sì, deve comprare sti Colmar per darli poi. Comunque non riesco a saltare. Esatto. Che cosa succede? Che chiama Bernardo e dico: Bernardo, guarda che abbiamo un problema, io devo anticipare le fatture, non riesco a anticipare le fatture perché si è posto questa problematica, quindi per chiudere questa cosa abbiamo una problematica tecnica per ritirare i Colmar. E lui mi dice: di quanto abbiamo bisogno? Dico: almeno altri 100.000 euro. Lui dice: vabbè, chiamo Vincenzo e gli dico qual è la problematica. Sempre Vincenzo Senesi, sì, diciamo. Chiama Vincenzo e facciamo un altro incontro a, mi sembra, metà, sì, quando io non potevo più anticipare, metà settembre, una cosa di 20 settembre, una cosa di questo genere qua. Chiama Vincenzo, noi ci incontriamo, dico, e Vincenzo dice: non se ne parla neanche. Giustamente io dico: vabbè, allora come facciamo qua? I Colmar non arrivano, i soldi, diciamo, io avevo nascosto che una parte era andato per pagare, diciamo, i 35.000 euro. Che cosa succede? Che Bernardo dice, vicino a Vincenzo, dice: però non teniamo i Colmar, non teniamo i soldi, cioè come si fa ad andare, come facciamo a ritirare i Colmar per pagarti a te tecnicamente? Vincenzo tentando un po' e dice: va bene, allora la faccio l'operazione. In quello stesso giorno là. Quando succede quel problema, sì, che non mi ricordo, dottore, la data precisa. La data era tra il 15 e il quella di settembre. L'abbiamo ricostruita, sì, diversamente. Perfetto. E mi dà questi altri 100.000 euro. Dove li prende questi soldi? 50 li andiamo a prendere a Roma e 50 li andiamo a prendere ad Afragora. Allora, mi deve spiegare questi passaggi bene. Quindi siete insieme, lei, Papa Bernardo e Senese Vincenzo. Sì. Lui accetta di dare altri 100.000 euro. Sì. Va bene? Con altri 4.000, pagavamo poi altri 4.000 di interesse. 4.000 euro di interesse? Certo. Più di 8.000 euro al mese. 8.000 euro sì, al mese. Ora, mi spieghi bene, diciamo, dove siete quando vi incontrate? Sempre nell'ufficio di Bernardo. A Isola San Giorgio All'Ivi. Sì, perché che succede? Mi sembra che Bernardo viene prima sopra che doveva caricare dei blower. Sì. 800 blower, mi ricordo che cos'è. Io gli pongo la problematica, diciamo, che non sapevo se riusciva a fare, poi lui, diciamo, ricontatta Vincenzo e ci incontriamo di nuovo nell'ufficio. Questi quindi, diciamo, vengono suddivisi in due parti, sì, 50.000 e 50.000. No, sì, andiamo a prendere in due posti, 50.000 e 50.000. Ecco, i primi 50.000 dove li andate a prendere? Guardi, dottore, siamo andati in un corso che poi, tra parentesi, lui si incontra anche con un'altra persona che è nel processo, in una pasticceria, entra e esce. In una pasticceria qua a Roma? Sì, sì, sì. E dove si trova questa pasticceria? Il luogo non lo so che era siciliano. Una pasticceria siciliana? Sì, quindi faceva cose siciliane. Arrivate con la macchina? Io sto fuori. Lui entra e esce dopo un'oretta. Ma Papa c'è pure? No. Papa qua non c'è. Cioè. Quindi entra in questa pasticceria, esce e che cosa le dà? No, non mi dà niente, mette una confezione di dolci dietro al cofano. E che cosa c'è in questa confezione di dolci? Quando dopo andiamo da Fragola che fa l'altra operazione mi dà tutti in mano, mi dà 50 stavano in quella confezione e 50 me li dà in un sacchetto. Ah, quindi prende questa confezione di dolci e la mette dietro nella parte. Sì. E dove andate poi ad Fragola? A Napoli. Ad Afragora. A casa di chi, diciamo? Guardi, a casa non lo so la zona precisa perché lì abitava una mia zia Mimma, Domenica, che era la sorella di mia madre, era dietro Casoria, diciamo, alle spalle di Casoria, via della Libertà. Mia zia viveva via della Libertà, in quella zona lì. Entriamo in un palazzo. Quindi tra Casoria e Afragola? Sì, diciamo. Perfetto, benissimo. Entriamo nel palazzo con la macchina, io rimango in macchina, lui sale sopra e scende dopo una mezz'oretta, 20 minuti. Senese. Ma eravate da soli voi due? Eravamo io, lui e un altro in macchina. E chi era l'altro? Se non ricordo male un amico suo, Giuliano, mi sembra Giovanni, se non mi sbaglio. Allora, però non mi ricordo bene. Ecco, lei nel verbale di interrogatorio che ha reso il 25 settembre 2020... Sì, eravamo 3 comunque in macchina.
lei dice, e quindi c'era lei, Vincenzo e chi? Alla domanda. Sì. Lei risponde, prima di fare questo procedimento io, Vincenzo o Giovanni, c'era con noi, quello lì che il faccendiere suo, mi sembra Giovanni. Sì, sì, mi sembra Giovanni, sì. Che significa il faccendiere suo? Io so che andavo a fare dei servizi per Vincenzo, li accompagnavo in palestra, andavo a fare, non so, poi dopo vengo a scoprire che va a fare dei servizi, portavo della mozzarella a Roma, non so se per Vincenzo o per altro, se doveva andare a prendere la stazione andavo a prendere la stazione, se doveva andare a accompagnare a qualche parte andavo a accompagnare, parecchie volte è venuto sopra con lui a Verona. E quindi c'era anche in questa occasione Giovanni? Sì, sì. E questo Giovanni lei poi... Sì, parecchie volte poi l'ho rivisto. Ma è in questo processo? Sì. E come si chiama di cognome? Giuliani, sì, mi sembra. Quindi andate tra Casoria e Fragola, Sì. diciamo dietro Prendiamo Casoria. quest'altra dilazione di soldi. Quindi chi entra in questa casa? Solo Vincenzo. E voi aspettate in macchina? Sì. Con quale macchina siete andati? Con la mia. Cioè? Era un Audi A6 Station Wagon, bianca. Quindi Senese Vincenzo esce fuori e poi che fa a questo punto? Mette il sacchetto in macchina e dice abbiamo completato l'operazione, ci mettiamo in macchina e dice dietro stanno i 50 e qua stanno altri 50. Lei li ha contati? Li abbiamo contati quando siamo arrivati da Bernardo, che lui aveva messo la macchina da Bernardo. Lui se ne... Vincenzo, sì. E chi li ha contati? Com'è stata la cosa? Io e lui in macchina. Lei e chi? Io e Vincenzo. Lei e Vincenzo. E quindi lei prende questi altri 100.000 Sì. euro? Senta, ma lei di questa pasticceria, diciamo, dove siete andati a prendere quei primi 50.000 euro quel giorno, che cosa ha saputo? Diciamo, chi erano questi della pasticceria? Mi ha detto che erano degli amici di famiglia, però non mi ha detto chi precisamente. Cioè mi ha detto amici di famiglia. Ma sa se erano amici di Vincenzo Senese, se erano amici di altri membri della famiglia? Lui dice se sono amici di famiglia. Non precisa il nome e cognome di chi sono amici, devo dire la verità. Senta, lei insieme nello stesso verbale... Ci sono vari passaggi, tutto, quindi per darsi pure che mi ha detto il nome specifico. Vabbè, insomma, io Sì, adesso certo, le faccio certo. la contestazione. Certo. Lei dice, andiamo a prendere i soldi in questa pasticceria, dove dice Vincenzo che questi sono amici del padre, che li aiutavano, secondo me nelle cose illecite che facevano, droga e quant'altro. Allora, io le dico la verità, sono chiaro, di questa cosa qua che della droga e quant'altro all'inizio non sapevo niente, diciamo nello specifico che lui poteva avere affari illeciti, io ne percepisco tra ottobre e novembre del 2017, ma quando lui mi dà i soldi io avevo capito che loro, diciamo, avevano delle attività, devono fare degli investimenti. E lei poi nella prima fase, a ottobre-novembre 2017 che sa di queste attività? Diciamo, di queste perché lui fa diciamo, quando io incomincio ad avere ritardi nei pagamenti e quant'altro, diciamo dei Colmar, perché incomincio a tamponare, diciamo, i buchi della VEM, quindi i Colmar non arrivano tecnicamente. Lui, diciamo, veniva dal lunedì al venerdì a Verona. Qualche giorno andava, uno giorno semmai si allungava a Milano, ma precisamente stavo più nell'ufficio mio che a Milano, da Sorrentino e Vestiti. E io sentivo dei discorsi, diciamo, vai a prendere questo, vai a prendere quell'altro, e io gli faccio delle domande specifiche. A lui dice no, abbiamo a Senese, a lui chi? A Senese Vincenzo? Sì, sentivo delle telefonate un po', però non ho mai percepito io, come persona, i soldi, perché se no non è che piovevano dal pelo. Che cosa ha percepito? Che secondo me c'erano altre entrate da qualche altra parte. Poi giustamente verificando diciamo, la posizione del clan Senese, che erano in traffico illeciti, vado a percepire che, diciamo, sicuramente avevano provenienza di quel genere là. Di quale genere? Secondo me di traffici, di droga. Quello che voglio capire, lei dice, in questo verbale le ho letto prima quel passaggio in cui lei parla, mi diceva Vincenzo che quelli della pasticceria erano amici del padre, e lei ha detto secondo me nelle cose illecite che facevano droga e quant'altro. Lei poi ha detto quel giorno non lo avevo capito, non lo sapevo, l'ho capito poi a novembre, cioè ottobre-novembre, e poi ci andiamo anche alle operazioni di ottobre-novembre. C'è un passaggio chiaro che poi volevo... E vediamo qual è questo passaggio. No, vabbè, me lo dirà lei ottobre-novembre, quando... No, poi andiamo, lui mi dice che ci sono altri capi di imputazione, voglio capire questo passaggio. Perché lui mi dice che fa degli investimenti col caffè, e non capivo questo caffè dalla Romania che c'entrava. Del caffè, Romania? dalla Romania, sì. Non capivo che cos'era. Amici del padre, chi è il padre di Senese Vincenzo? Dopo vengo Michele Senese.
E che cosa sa lei di Senese No, io Michele? proprio di Michele so ben poco, so solo che dopo un po' di tempo sapevo, diciamo, che c'era un grado di parentela tra la moglie, il marito di la sorella il marito di mia zia Mena, ok, che è Gaglione, e loro. Però io proprio di Michele io non so proprio niente, le dico proprio la verità. Cioè lei non l'ha mai incontrato? Mai incontrato. E questo l'aveva detto? No, io già l'avevo detto, diciamo, non ho mai incontrato. Io, diciamo, della sua presenza, diciamo, che viene a sapere delle problematiche, lo venga a sapere a dicembre, quando lui dice che vada in carcere e va a dire al padre qual è la problematica che ha con me, che poi lo dice pure a mio zio. E adesso ci andiamo a questo. Perfetto. Scusi, Senese Vincenzo va in carcere a dire al padre che aveva questi problemi con lei? A dicembre me l'ha detto questa cosa qua. E perché ha detto che andava dal padre a specificare questi problemi? Non lo so, perché questo mi ha detto da mio padre, a dire, mio padre vuole sapere i problemi, mi disse che voleva sapere le problematiche che stavano nascendo, perché poi secondo me stavano nascendo anche in altre situazioni le problematiche. Adesso poi ci andiamo. Sì, certo. Quindi, come dire, lei abbiamo detto Vincenzo, Michele Senese non l'ha mai visto, non l'ha mai conosciuto. Mai visto, mai incontrato. Che cosa sapeva di Michele Senese? Che attività svolgeva? Secondo quelle che sono le sue conoscenze? Io sono le conoscenze che lui era andato che era in carcere per traffici illeciti, omicidio, quelle cose, guardando su internet e poi sentendo le voci in giro. Questo su internet, sì. Ma aveva saputo in particolare da qualcuno in particolare di che cosa si occupava? Sì, qualcuno sì mi aveva detto. Da chi aveva saputo? Allora procedo nella contestazione, Presidente. Dottore, a me parecchia gente mi aveva detto che faceva Michele, da Bernardo, che l'aveva saputo non so tramite chi, a Vestiti e Sorrentino. E Bernardo che le aveva detto? Che faceva Michele Senese? Secondo disse che quando io stavo in ritardo con i pagamenti disse che non dovevamo scherzare. Quando io stavo in ritardo con i pagamenti disse che non dovevamo scherzare perché quello era il figlio di Michele e che Michele era un personaggio importante a Roma. Un personaggio importante in che senso? Che era di spicco. Spicco in che senso? Spicco contava a Roma, era un personaggio che contava. Ma in quale settore, in quale ambito? Mafioso, malavitoso sicuramente. Questo gli ha detto Bernardo? Sì, ma non solo Bernardo, me l'aveva detto pure Sorrentino e Vestiti 8 per novembre, che quando si fa quella situazione di incastro dice tu stai scherzando col fuoco. Chi gli hanno detto questo? Vestiti, non Sorrentino. E che cosa le ha detto Vestiti? Che io stavo giocando col fuoco. Perché mi era presi i soldi della famiglia. Famiglia in che senso? Perché loro dicevano che loro erano tutta una famiglia, Vestiti, voglio specificare, sì. Più Vestiti che Sorrentino. Sì. Diceva che loro erano tutta una famiglia, che io non potevo prendermi i soldi della famiglia in mano e che era una persona che non, come dire, volgarmente diceva che uno strunzo non so può pigliare i soldi della famiglia nostra. Diceva. E famiglia in che senso? Perché loro appartenevano, diciamo, a tutto un clan senese. Vestiti, Sorrentino, loro così pavoneggiavano. Anche se secondo me parecchie cose di questa situazione qua, delle cose che facevano Vincenzo e Vestiti Sorrentino, posso dire la mia parere, ne sapevo ben po', cioè ne sapevo il 50% di quello che accadeva fuori, secondo me. Senta, ben poco. Oltre a Vestiti, come ha detto prima, e a Papa, sì. C'è qualcun altro che le ha parlato di Senese Michele? Mio zio. Suo zio chi è? Gaglione Antonio. Cioè Gaglione Antonio, cioè il marito di sua zia, sì, diciamo. Che io non vedevo da 27 anni. Perché è stato in carcere? Sì, mai andato in carcere, mai mandato una lettera, mai mandato niente. Io l'ho visto che avevo 12 anni una volta e non l'ho più visto. Non l'ho più visto e mia zia Mena l'ho visto sporadicamente quando andavo a Napoli con mia figlia a trovare. E poi l'ha rivisto quando è uscito dal carcere? Quando è uscito dal carcere l'ho rivisto perché succede che, posso spiegare, succede che il 17 lui esce, i milanesi chiamano a Vincenzo. Milanesi chi sono i milanesi? Vestiti e Sorrentino. Okay. Chiamano a Vincenzo e dicono che vogliono urgentemente parlare con mio zio. Io questo lo vengo a sapere dopo. No, poi ci andiamo a questa cosa. Okay, poi ci andiamo con calma perché sennò mettiamo troppe cose. Dobbiamo essere ordinati. Andiamo. Io le ho chiesto se c'era qualcun altro che le aveva parlato di Michele Senese. Lei mi ha detto mio zio Gaglione Antonio. Sì. Che le aveva detto Gaglione Antonio di Senese Michele? Quando stavamo in macchina disse che era una persona abbastanza importante e che comunque lui mio zio portava rispetto nei suoi confronti e pensa anche reciprocamente. Da come ecco, ma di che cosa si occupava Senese Michele? Che cosa le ha detto Gaglione? Che aveva dei traffici illeciti a Roma.
Che traffici? Di droga. Oh. Ma non ero l'unico che me l'aveva detto, ribadisco il discorso. Prima di mio zio già l'avevano detto qualcun altro. E chi glielo... Vestiti e Sorrentino dicevano che io non dovevo sbagliare nei loro confronti. Senta, con questi secondi 100.000 euro... Sì, vado a tamponare, do un acconto ancora per Colmar e vado a tamponare altri problemi che si evidenziano nella PEM. Perché da come si evince anche nel discorso che fa il vostro maresciallo Recchi, io diciamo già a giugno e luglio 2017 la PEM aveva grossi problemi economici e aveva grosse esposizioni debitorie, lo dice stesso, quindi già c'era una parte di lacuna precedentemente, quindi io man mano cercavo sia di dare gli acconti per ritirare come, sia per tamponare cose, però ribadisco che il serbo Platan voleva essere chiuso tutta l'operazione, poi dopo mi dà lo spazio di ritirarla a 600-700 km alla volta, ma dopo ottobre. Senta, quindi diciamo, noi abbiamo questa prima parte, diciamo, del vostro rapporto di 200.000 euro. Sì. Che servivano per questa operazione Colmar. Sì. Colmar che poi dovevano andare a Papa sostanzialmente. Sì. Ma questi 8.000 euro al mese, diciamo, chi li pagava? Chi li doveva pagare? Io e Papa. Quindi lei e Papa, diciamo... 4.000 e 4.000. 4.000 e 4.000. Sì, che molte volte, le dico la verità, ad esempio tra settembre e ottobre io ho anticipato Bernardo e poi gliel'ho portato io tipo il sabato, la domenica, queste cose qua. Però... ma come li consegnavate questi soldi? Contanti. Sempre a Vincenzo Senese? Sempre a Vincenzo. Sempre a lui? Sempre. Dove li consegnavate? No, mi sembra che una volta era andato a prendere Giuliano di sabato mattina, se non mi sbaglio, se no non mi voglio essere erroneo. Ma dove? Su a Villafranca? No, da Bernardo, a San Giorgio Allegro. A San Giorgio Allegro. Se non mi ricordo male, una volta era andato lui, perché lui non c'era. Giuliano. E invece le altre volte è capitato qualche volta che gliel'avete consegnati a Verona, lei gliela consegnati a Verona? Mi sembra di sì, una volta, sì, mi sembra una volta. E se no in genere dove venivano consegnati? Da Bernardo. Sempre da Bernardo. Sì. Lei li dava a Bernardo? Come funzionava? Sì. O Bernardo li anticipava, tipo io e Bernardo avevamo dei conti aperti, o li anticipavo lui e poi li devo io a Bernardo tra merce e soldi. Senta, ma invece Emanuela Pezzini, di questo prestito, di questo finanziamento, diciamo, di questa erogazione che vi ha fatto Senese Vincenzo, quando lo ha saputo? Dopo. Cioè quando? Verso settembre. Cioè settembre è il mese in cui avete ricevuto la seconda parte? Però la prima tranche io gli dico che Bernardo aveva trovato una soluzione, ma non gli specifico qual è la soluzione, attenzione. Sì. Lei si incomincia a accorgersi di tutto quando Senese da ottobre comincia a stanziare nell'ufficio, dice ma questo come mai sta sempre qua? E infatti poi degenera anche il rapporto tra me e la mia ex compagna. Diciamo per questa vicenda qua? Sì, non solo per questo, ma il 50% anche per questo. Senta, lei ad un certo punto, parlando, diciamo, innanzitutto le faccio la domanda, poi eventualmente... Certo. Lei sa, diciamo, questi soldi da dove provenivano? Dopo. E che cosa ha saputo? Perché io sapevo che Vincenzo, da come mi aveva spiegato lui, diciamo, poi a cena, aveva noleggi di auto, mozzarella, aveva altri tipi di attività. Sì. Quindi io, diciamo, tecnicamente pensavo che prendevo i soldi come facevo pure io, prendevo i soldi da una parte e li mettevo tipo, è capitato quando avevo delle altre attività. Sì. E invece poi dopo, a ottobre-novembre, quando lui stanzia su, capisco che ha altri tipi di giri. Che però non so se, faccio una precisazione, non so se venivano gestiti precisamente da lui questi giri qua, attenzione, perché secondo me li gestiva poco lui, però veniva anche da altre situazioni. E da quali situazioni venivano questi soldi? Da traffici illeciti. E quali traffici? Di droga. E questa droga da dove veniva? Io non ho più io non lo so da dove veniva, però penso dall'estero, sicuramente non dall'Italia. Lei nel verbale che ha reso, sembra il solito, diciamo il 25 settembre, a un certo punto stiamo parlando, diciamo, di questa erogazione e lei dice i primi 200.000 della droga, il primo tragitto per la droga, perché la droga a loro arriva da due parti, da Napoli e dall'estero.
No, mi scusi questa cosa qua. Pagina 16. Mi dica... 16. No, allora, questa contezza qua che lei mi sta sottolineando, io lo vengo a sapere ottobre perché c'erano dei viaggi che facevano da Fragola a Napoli, non capivo qual era. E poi dopo, da telefonate, avevo capito che portavano qualcosa sopra, ma non so che... Avevo capito che erano o soldi o droga, due cose. Lei dice però per la droga, perché la droga allora arriva da due parti, da Napoli e dall'estero. Dall'estero le ho spiegato il fatto del caffè, avevo percepito che lui aveva preso questi rapporti del caffè per forza per far entrare, credo, la droga in Italia. E lei come sa che da Napoli, diciamo, arrivava la droga? Era troppo, aveva troppo, come dire, dottore, vedevo troppo, era vero, allora, posso capire che uno mette via dei soldi per delle attività un poco, però il circuito, cioè, prendo proprio, diciamo, contezza di questa cosa quando io gli chiedo un intervento su Disquare. E poi andiamo ma è lì perché io dico, non è possibile che uno si trova tutti questi soldi all'improvviso, diciamo, su questa situazione così, ha capito? Ma io, io le faccio questa domanda specifica perché lei ha dato una risposta, diciamo, in quel verbale di interrogatorio. Io la scorsa volta glielo chiedo anche oggi. Lei ha detto andavano spesso da Fragola, andavano spesso in quella zona e lei aveva detto che la droga arrivava da Napoli. Sia dall'estero che secondo me da Napoli. Io all'epoca le ho fatto la domanda e gliela faccio pure adesso. Lei come sa che c'era droga ad Afragola, a Napoli, a Casoria? Come fa a sapere che c'era droga, diciamo, in questi siti che io le sto dicendo? Perché c'erano dei collegamenti tra loro e delle persone giù che mi diceva lui. E chi è? I collegamenti con chi? Credo qualche altro affiliato loro. E chi? Ce ne stanno a marea a Napoli. Io so che loro sono affiliati tipo ai Moccia da Fragola. E questo chi gliel'ha detto a lei? Vincenzo. Senta, andiamo all'altro capo di imputazione, al capo 13 per il Tribunale e per le difese. Ci sono, diciamo, 3 tranche che le contestiamo, 210.000 euro, 42.000 euro e 15.000 euro. Adesso le analizziamo, come dire, in maniera ordinata. Mi dica. E partiamo da questi 210.000 euro e l'operazione che lei in qualche modo ha anticipato prima degli disquari. Dottore, sì, però non sono proprio 210, io lo devo sottolineare, io non prendo. Adesso vediamo. Sì, non sono 210, ma sono un po' di meno. Vabbè, allora parliamo di questo capo di imputazione. Che cosa succede? Che noi stavamo comprando una partita di Disquare dall'estero. Io, la VEM, azienda, noi diciamo VEM. Quindi quando parliamo della VEM, perché lei è il proprietario della VEM sostanzialmente. Sì, io avevo deleghe dappertutto, io avevo deleghe in banca, quindi è lei il proprietario della VEM? Tecnicamente sì. Andiamo avanti. Ma non ho capito cosa comprava. Di Square, stavamo comprando jeans. Sì, dottore, tecnicamente la gestivo io, la VEM, perché le voglio fare un passaggio, posso sottolineare un passaggio, perché la VEM era intestata a Arcella? Perché quando nasce la VEM nel 2000... poi ci andiamo a questo, adesso parliamo di questo. Va bene, va benissimo. Se no facciamo conclusione. No, sì. Prego. Niente, il problema nasce che noi avevamo un problema di 300.000 euro con ITB, di fatture non chiuse. Noi come VEM, parliamo sempre della società VEM. 300.000 euro. E dovevamo ritirare questa Disquare. Che cosa accade? Che ci incontriamo all'inizio di novembre, io, Sorrentino e Vestiti, a Custoza, andiamo a mangiare al ristorante di domenica, e gli dico che c'è una problematica seria, perché io devo ritirare. Avevamo 2 problemi, Disquare, in più ci stava arrivando un finanziamento dall'Unicredit di 300.000 euro proprio per comprare questa partita di Disquare. E gli dico vicino a Vestiti e Sorrentino, guardi, poiché Luca D'Alessandro me l'aveva portato a casa mia vestiti, me l'aveva portato vestiti da me, dicendo che lui è mio nipote, tu gli puoi dare qualsiasi cosa, garantisco io. Nel primo anno dell'attività che avevamo avuto con ITB e le varie società, loro avevano comprato quasi 850.000 di merce totalmente quasi pagata. Nel 2000, da lei, dalla VEM. Dalla VEM parliamo.
Il problema nasce nel 2017, quando noi gli diamo quasi 500-600 mila euro di merce e loro incominciano a spostare i pagamenti dal 30 maggio in poi, con assegni pesanti, da 50-60 mila euro. Quindi diciamo, spostando, dandogli merce, diciamo, ossigeno per lavorare, arriviamo a un problema di 300 mila euro. Mi incontro con Vestiti e Sorrentino e gli dico qual è la problematica. Dico, guarda, perché tengo questa problematica in banca di 300 mila di fatture insolute? Perché devo ritirare di squadra col finanziamento dell'Unicredit? Se non chiudo le fatture, la società ha una segnalazione bancaria e non mi dà i 300.000 euro. Quindi si cade tutto il castello. Quindi di diciamo lei si trova in questa sofferenza e ha necessità di chiudere queste fatture. Sorrentino e Vestiti mi dicono: vai a Napoli, vai da Luca e vatti a prendere gli assegni che mo chiamo io. Luca D'Alessandro. Cosa succede? Che io vado da Luca D'Alessandro mi dà 6 assegni da 50.000 euro, che io ne ho verso solo 5 di quegli assegni là. Attenzione. E li verso su 5 istituti dove noi avevamo la 6 assegni da? 50.000. Di varie società, mi dà VUCO, ITB, la Nazionale, 3-4 cose comunque. 3-4 diciamo società. Che cosa succede? Che io vado in banca a versarli, dopo 5 giorni arrivano gli impagati. Proprio preciso. Altro problema. La banca mi chiamano gli istituti bancari e dice: Barretta, guardi che noi dobbiamo fare una segnalazione bancaria, diciamo, di sofferenza se non viene a chiudere immediatamente le fatture. Chiama Vincenzo. Dico: Senese. Anzi no, mi sembra che lui già era sopra. Quello era di mercoledì, giovedì già era sopra. Dico: Vincenzo, guardi, noi abbiamo un problema. Gli espongo il problema. Noi come VEM. Mi scusi, facciamo adesso apriamo questa parentesi. Sì. Perché era sopra? Cioè perché era da lei a Verona? Perché lui stanziava, gliel'ho specificato prima, dal martedì, lunedì al venerdì da noi, perché voleva vedere gli affari come andavano. Perché io ero in ritardo nei suoi confronti, perché non arrivavano né colma e neanche i soldi indietro, il capitale. Quindi diciamo, lui aveva investito questi 200.000 euro, voleva vedere come stava andando come andava la situazione. Certo. E quindi stava là da voi. Sì, che poi dopo, a un certo punto, lui dice: io vorrei essere assunto. E perché dice vorrei essere assunto? Perché ha detto così? Guardi, la motivazione specifica a quel punto là conveniva più noi assumerlo che a lui, perché era una presenza fissa, quindi dovevamo anche giustificare, perché noi nell'ufficio nostro avevamo, voglio specificare, 2 contabili, una che era una ex moglie di un maresciallo della Finanza e una invece era la moglie di un maresciallo dei Carabinieri di Villafranca, quindi vedere sempre la stessa persona all'interno poteva dare sospetto. Ma che faceva? Che stando là, diciamo... No, non faceva, guardava la mattina, veniva, diceva come andava, roba varia, poi andava a fare i giri su, palestre, roba varia. E a spese di chi stava là a Verona? Spese nostre. Cioè gli pagavate tutto? Sì, macchina, albergo e quant'altro. Ci costava, cioè io mi sembra, sì, infatti io con Manuela un altro litigio che succedeva era per questo motivo qua. Cioè, perché noi mantenevamo questa situazione, non solo pagavamo gli interessi, ma c'era anche un mantenimento economico, ma non di mangiare, diciamo di struttura, ecco. Cioè di struttura che significa? Dalla VEM uscivano i soldi, dottore, mica allora, preciso, noi lavoravamo, non è che facevamo altro. Noi fino a che non intarchiamo in questa situazione abbiamo lavorato regolarmente, cioè in modo regolare. Che poi abbia fatto altre cose nel mio passato e abbia avuto una condanna, quella è un'altra cosa. Però io lavoravo regolarmente. No? Infatti viene anche segnalato dal curatore che fino al 2017 la VEM non aveva, fino a metà non aveva problematiche. Non avevamo proprio problematiche. Anzi, se qualcuno doveva fare un investimento per comprare, eravamo noi che finanziavamo qualche operazione lecita, diciamo, di comprare delle partite insieme, che è capitato anche con Bernardo, lo può dire anche Bernardo questo. Sì, mi dica, avvocato. Lascio in sostituzione l'avvocato Leto e poi... Sì, va bene, quindi diamo atto che l'avvocato diamo atto che l'avvocato Spigherelli si allontana e in sostituzione c'è l'avvocato Leto. Cioè noi come struttura diciamo VEM eravamo uno delle prime 3 in Italia come stocchisti. Girevamo 7 milioni di euro in Italia e 3 milioni di euro all'estero. Quindi quando, come dire, Senese Vincenzo si trasferisce metà ottobre, sì, per fare questi controlli. Sì, controllare. Però passava la mattina, guardava un po' e poi andava via, sì, andava a palestra, andava in giro, non sapevo neanche, poi veniva la sera, qualche volta gli ho prestato la macchina mia per non leggere la macchina e quindi avere dove dormiva? In albergo. E chi pagava? Sempre noi. E per mangiare? Al ristorante di sera andavamo a mezzogiorno non lo vedevo, di sera qualche volta andavamo insieme a mangiare. E chi pagava il ristorante? Sempre io. Sempre lei? Sì. Invece per le spese, diciamo, per andare in giro con le macchine, le cose? Sempre no. Telepass, sempre no. Ma queste spese, diciamo, che voi sostenevate per Senese,
Venivano imputate a che cosa? A niente proprio, zero. Come dire, non all'investimento. Ma le spiego anche per quale motivo, dottore. Perché noi stavamo in ritardo, c'era anche un po' di timore nei suoi confronti. Perché comunque lui diceva non solo sei in ritardo, non solo non mi dai capitale, i Goldman non arrivano. Io non è che avevo timore, però ero timoroso nei suoi confronti perché ero in difetto, hai capito quello che le voglio dire? Quindi diciamo, potevo anche recepire che un no mio poteva poi, come dire, rompere un rapporto tra me che non mi conveniva in quel momento, perché ero io in difetto nei suoi confronti che non arrivava la merce tecnicamente. Perché i Goldman ancora non erano arrivati? No, arrivano fine novembre i Goldman. Poi arrivano a fine novembre? Sì, una tranche solo, perché io poi vado a Belgrado e decido di ritirare a 67.000 euro alla volta i Goldman e ritiriamo solo 2 tranche. E dove vanno a finire questi Goldman? C'è chi dice che non è andata a finire da Bernardo, ma una tranche è andata a finire da Bernardo. A me mi risulta così. Perché? Cioè, che cosa le risulta a lei? Che una tranche è andata a finire a Bernardo. Quanti Goldman? 690, una cosa di genere. 690 Goldman? Sì, 700. Ecco, E infatti, da quello che mi ricordo io, se si vendono i Goldman si danno i soldi alla prima. Infatti, quando noi vendiamo i Goldman, Bernardo dà sia una parte di interesse che una parte del capitale restituito a lui indietro. Quando arrivano i Goldman da Papa Bernardo? Sì. Fine novembre? Sì, ma Bernardo diciamo dei soldi era solo 40, lui non l'ha neanche sfiorato, sì, 100 più 100. Sì, però come dire, doveva ricevere questi Ma Goldman. era garante diciamo per ricevere la merce, non per i soldi, cioè non per la direzione dei 100.000. Sì, ho capito. Però una parte di questa somma mensile che davate la dava lui. Lui, dottore, lui e io insieme, sempre insieme, è solo che qualche volta io ero in ritardo e invece del lunedì io la portavo il anticipava lui, sì, e questo l'abbiamo capito. Perfetto. Quindi allora no, voglio essere preciso, è giusto che sia preciso. Allora, quindi siamo nell'ottobre del 2017 e lei ha questi problemi qua e si profila, diciamo, l'opportunità di questi altri giubbotti, di quest'altra. No, era una partita di D-Square che noi dovevamo comprare con l'Unicredit, cioè l'Unicredit finanziava questa operazione. Ecco, che tipo di abbigliamento era? Jeans, t-shirt. Quindi diciamo non giubbotti, D-Square. Sì, erano quasi 1600 capi. Il valore era 200.000 euro netti. Da dove dovevano arrivare? Allora, noi li avevamo comprati dalla Staff, che sarebbe l'azienda che produce D-Square, in Slovenia, che era una società e poi riportarli in Italia. Ho capito. Allora, che cosa succede? Succede che gli insoluti nelle banche, Vincenzo stava lì quel pomeriggio, quelli là che gli assegni che vado a versare del famoso Luca D'Alessandro, e gli dico, Vincenzo, io ho un problema. Dice, ancora che problema è? Dico, c'è un problema che noi dobbiamo ritirare, gli faccio vedere i documenti reali di D-Square e roba varia, e io devo chiudere le fatture e dobbiamo comprare D-Square. Che poi io i soldi per comprare D-Square non uso quello di Vincenzo, uso i soldi della banca che mi vengono erogati 17-18 di novembre. Quindi io con i soldi di Vincenzo, tra virgolette, chiudo dei debiti con i fornitori. E quanti gliene dà di Vincenzo? 200. No, però un momento, Presidente, che non è così, come dire, abbastanza articolata la cosa. Sì, perché su 200 io gli dico che vendiamo i D-Square. Piano. Sì, mi scusi. Quindi allora lei gli propone questo, gli profila, diciamo, questa necessità. Sì. Lui che dice? Senese. Sì, no, io quando gli propongo la situazione gli propongo pure il guadagno vicino. Cioè? 40.000 euro. Su quale? Su 200.000. Su 200.000 euro. E che cosa succede? Succede che io prendo i 200.000. No, non sì, è così. No, mi scusi. Non è che quel giorno. No, mi chiama. Mi chiama. Aspetta un momento. No. Lui non è che ce l'aveva. No. Infatti, mi scusi, voglio specificare. Il giovedì va via, il venerdì mattina mi chiama il sabato pomeriggio e dice: puoi venire domani a Roma a prenderti quello che mi hai chiesto in ufficio. Andiamo a Roma io. Quindi non è che ce l'aveva sul momento, prende un po' di tempo. Sì, 2 giorni. Allora andiamo. Mi scusi, voglio essere. No. 2 giorni di tempo, mi chiama e dice puoi venire giù. Io non volevo andare da solo, dico vicino a Manuela, voglio andare, Vincenzo mi ha invitato a pranzo, ma non gli specifico la motivazione e portiamo tra virgolette pure mia figlia Vittoria. Quindi andate lei, Pezzini a Manuela e vostra figlia? Sì, ma Pezzini non sapeva niente perché gli dico dobbiamo andare a pranzo, specifico la cosa. Sì. Andiamo a pranzo. E nel frattempo Senese era tornato a Roma? Il venerdì mattina, lui mi chiama il sabato pomeriggio, alle 2:30 di pomeriggio, me la ricordo ancora la telefonata. E che le dice? Dice sì, puoi venire a Roma domani che io ho trovato come darti la problematica che devi risolvere. Sì.
Vado a Roma, andiamo a pranzo io, lui, Manuela, Vittoria e porta i nonni suoi, che non ho, poi... Cioè i nonni di Senese Vincenzo. Sì. Andiamo a mangiare. Mangiamo. Poi lui dice andiamo a casa di mio nonno. Andiamo a casa del nonno. E mi sai il nonno, diciamo... No, guarda, è la prima volta che lo vedevo. Non l'ho Però mai visto. È il nonno che abitava a Roma. Sì, abitava lì, non so neanche la zona... siamo andati con la macchina, quindi mi indicava lui. Siamo andati a casa del nonno, siamo stati là a prendere il caffè, poi io salgo sopra in una stanza e mi dai i soldi. 200.000 euro, Vincenzo. Cioè dove li prende questi soldi? Ah, non l'ho visto dove l'ho presi. Me l'ha fatti già trovare pronto. Cioè voi siete saliti su a casa, no? Sì, siamo andati a casa. Chi è salito su a casa? Io, lui e c'era il nonno, ma che il nonno era una figura lì. Emanuela con... Era giù con la moglie di Enzo e con la nonna. E finché non abbiamo preso, che siamo arrivati alla stazione di Reggio Emilia, che noi abbiamo estremamente... un momento, piano. Quindi allora, Emanuela Pezzini, la moglie di Senese Vincenzo e la nonna stanno giù con Vittoria, insieme alla bambina. Sì, con i figli di Vincenzo. Esatto. Ok. Lei, il nonno e Senese Vincenzo salite a casa. Sì, saliamo il piano sopra, no a casa, noi già stavamo in casa, a piano terra, andiamo su in primo piano. Ah, andate al primo sì, piano. Primo piano. E lui dove li prende questi soldi? Dottori, io entro nella stanza da letto e lui mi fa trovare già i soldi pronti. Il taglio glielo posso pure dire, 550. Da 500 e da 50 euro. E quanti erano? 200.000 euro. Li contate? Come funziona? Sì, li abbiamo contati. Erano 200 euro. Erano 200.000. Non trattiene subito qualcosa in questo caso, o trattiene? No, mi sembra di no, mi sembra di no. Non voglio ricordare, ma non mi ricordo, mi sembra di no. E oltre a questi soldi c'erano altri soldi che lei ha potuto verificare là? No, io gli altri soldi non li ho verificati, però tramite una persona che aveva fatto i lavori a casa loro mi aveva detto che c'erano altri soldi. In quella casa? Sì. E chi l'aveva fatto i lavori? Bonaiuro Vincenzo. Poi ci andremo okay. a questa cosa. Sì. Ma questi soldi dove venivano tenuti, che lei sappia, diciamo, a casa? Da come dice Bonaiuro, nelle mura, io li ho trovati già sul comodino Cioè nelle mura fondo. Che significa? Che aveva fatto dei lavori a casa del nonno, aveva messo i soldi lì dentro. Che poi questi soldi, una parte erano pure spariti, quindi vengono computati al buon Vincenzo dicendo che se li aveva presi lui questi soldi. E nasce una questione che non se ne esce più. Cioè nei muri significa dentro i muri, non? Sì, dentro i muri. Aveva fatto 2 o 3 lavori nei muri. Per mettere i soldi dentro i muri. Sì. E questi lavori chi l'aveva fatto? Vincenzo Bonaiuro. Lei ha mai chiesto a Senese Vincenzo come venivano e da chi venivano gestiti questi affari? Le attività, parliamo di leciti, io mi aveva detto che li gestiva la sorella e lo zio. Lo zio chi? Io Angelo, mi dicevo, Angioletto. Non ho capito, Vincenzo le disse? Sì, Vincenzo? che le gestiva la sorella. La sorella di Vincenzo stesso? Sì, e il fratello Angioletto. Come si chiama la sorella? La chiamavano Pupetta, io non l'ho mai vista. E il fratello di chi? Di Michele. Cioè il nome? Angioletto. E che tipo di affari? Ma lui mi diceva che avevano dei caseifici, della tabaccheria, quelle cose là, a noleggio, cioè queste cose le gestiva un ristorante. Mi diceva, chi le gestiva queste cose? Il fratello di Michele e la sorella. E lei l'ha conosciuto il fratello di Michele? L'ho visto una volta solo. Angelo Senese? Sì, ma non l'ho conosciuto, lui era sceso e mi disse quello è lo zio e il fratello di mio padre. E oltre a questi affari che lei ha detto, il ristorante... E crede che gestivano altri affari pure, penso. Cioè quali affari? Se erano affari illeciti, penso pure gli affari illeciti gestivano. No, penso... Michele Vincenzo mi ha detto che anche i resti degli affari della famiglia Scusi, no, penso, lui vuole dire penso, dice penso.
No, nel senso non penso, cioè lei deve dire quello non quello che pensa, quello che sa. Lui ha detto era però guardi, lo dice in tutti gli garanzia. interrogatori, credo, penso, ritengo, Allora, poi glielo facciamo avvocato, ridire noi, ma lui, non è un unico. Io gli sto chiedendo non quello che pensa lui, Posso quello che rispondere sa e che ricava da Posso qualche rispondere elemento. all'avvocato? Posso rispondere all'avvocato? Certamente i soldi non è che venivano dal Piro. Vabbè, ma questa è una... Lei non deve fare queste esternazioni un Presidente, pochino di prendiamone atto. Sì, ma certamente non i soldi venivano dal Pero, dall'albero. Ok, Sì, quindi vabbè. lei, siccome non venivano dal Pero, pensa che per forza venivano dalla droga. Allora, diciamo, questa è, aspetti Barretta, diciamo, è una interpretazione più che una domanda. Le farà le domande quando sarà il suo momento, però adesso il pubblico ministero ha chiesto al Barretta di riferire non cose che pensa, cose che sa. Quindi Esatto. lei faccia un distinguo tra quello che pensa e quello che sa. Allora, quello e che se lo sa, no, adesso non è generale, poi risponderà alle domande del PM. Se lo sa, dice da chi l'ha saputo, come l'ha saputo, perché l'ha saputo. Esattamente. Se non lo sa, lasci perdere Allora, quello che non sa. Vincenzo, quando in alcune volte che sono andato a prendere, faceva degli incontri con tipo ha incontrato un ragazzo, una volta due ragazzi. No, ma adesso andiamo risponda alle domande del pubblico ministero. Dottore, mi dica No, dico, allora, facciamo la domanda specifica. Esatto, elementi specifici. Lei ha detto prima gli affari. Quali affari, oltre a quelli che ha già detto? Vincenzo sicuramente non gestiva gli affari illeciti della droga. Sicuro, 101%. Ma perché... queste cose lei le dice perché gliel'ha dette Vincenzo o perché le sa in qualche altro modo? Che cosa... Anche saputo ad esempio, le faccio un'esternazione di mio zio. Mio zio Gaglione mi ha detto sempre che non era capace di gestire gli affari della famiglia senese, Vincenzo. Quindi se non li gestisce Vincenzo e Vincenzo mi dice che tutti gli affari, tutte le attività le gestisce la sorella e il fratello, io da persona poco intelligente deduco che li gestisce. Senta, Gaglione che cosa le ha detto? Questi affari quali erano? Che lui non aveva più contatto con loro. Vabbè, era stato traffico di droga. Allora, torniamo a questo. Perché mio zio è stanziato da me 5-6 mesi fisso, dal 2018, da gennaio fino a marzo-aprile. Quindi avete avuto modo di parlare molte volte. Più volte? Più volte, sì. Anche di questi temi? Anche di questi temi. Sì, però non ho capito una cosa. dica, Su questo fatto di Senese e Angelo e della sorella Pupette che gestivano i denari della famiglia, gliel'ha detto Vincenzo, gliel'ha detto Antonio, no, lo pensava... me l'ha detto Vincenzo. Vincenzo ha detto che lo che zio l'attività Angioletto, della famiglia li gestiva la sorella e il fratello di Michele. la sorella di Vincenzo e il Pupette fratello di e il Michele. fratello di Michele, lo zio Angioletto. Ok. Andiamo ai soldi dei Disquared. Sì. Quindi allora lei prende questi soldi e ve ne tornate a casa. Lei Sì, prendiamo il treno alle 5:30 e arriviamo alle 10:30 a Reggio Emilia. Prendo la macchina, prendo il sacchetto e lo do in mano a Manuele. Quindi lei dà questi 200.000 euro a Emanuela Pezzini? Sì, gli dico metti un attimo qua e là scaturisce un'altra polemica con Manuele. Perché Emanuele dice vicino a me, non solo siamo in difficoltà, ma sei andato a chiedere altri soldi per fare che cosa? Per rovinarci la vita. Questa è la frase che... E infatti arriviamo a casa, io quella sera sono andato di specifico. Avete litigato? No, sono andato in albergo a dormire. Mi ha cacciato quasi fuori. Ma lei gliel'ha detto a Emanuela Pezzini a che cosa servivano questi soldi? Sì, gliel'ho detto che mi servivano perché la parte finanziaria della FEM Emanuela non ne sapeva niente. Cioè vedeva le sofferenze perché arrivavano email tutti i giorni dalle banche. Ma a livello finanziario, assegni, pagamenti, quant'altro, Emanuela non sapeva niente. Cioè, sapeva che mi vedeva in tensione perché vedeva, diciamo, la pressione di Sorrentino, Vestiti, un altro personaggio che non faccio riferimento, e di Senese, ma non sapeva, diciamo, l'entità del danno che stavamo subendo. Ma dico, quando poi Emanuela Pezzini prende questi soldi, sa questi soldi a che cosa dovevano servire? Lei gliel'ha detto? Gli ho detto poi domani ti spiego che cosa devo fare. E poi gliel'ha spiegato? Sì, gli ho detto guarda Emanuele, noi abbiamo un problema di squadre perché abbiamo delle fatture e lei mi ha fatto pure la battuta, allora non compriamo di squadre, mi ha detto.
Mi ha fatto la battuta alle 9:30 di mattina, mi ha detto allora lascia stare, perché se dobbiamo mettere un altro debito per andare incontro, dico guarda ma noi dobbiamo prendere di squadre perché diciamo, è l'unica fonte di guadagno per andare avanti, per poi ritirare pure Coleman diciamo, sul capitale circolante. E lei mi dice no, non ne voglio sapere di questa storia qua. Infatti c'è una discussione tra me e Emanuele che dice se non la smetti denuncio tutta la situazione. Ma per il fatto dei Colmar poi l'ha saputo i soldi da dove erano venuti? Emanuela? Sì, quando vedeva Vincenzo lì presente, cioè quando vedeva tutti i giorni stanziati, l'ha capito, sì, l'ha capito. A ottobre lo capisce. Quindi allora prendete questi soldi, lei io le metto in macchina in borsa di Emanuele che lei stava dietro, Vittorio si mette in macchina dietro e andiamo a Verona. Verona poi succede una discussione a casa, Emanuele dice a me questi soldi non ne voglio proprio sapere, io prendo e me ne vado in albergo. E poi il giorno dopo? Il giorno dopo vado... Ma i soldi rimangono a casa? No, vengono con me. Lei si riporta in albergo? Sì. Ecco, mi dica una cosa, mi pare che l'ha accennato prima, giusto una specificazione. Sì. Come dire, per questo investimento che... 40.000 euro di guadagno. Chi? Vincenzo, ce l'ho detto. Oh, già l'avevo. Ma io però glielo dico io a Vincenzo ti do 40.000 di guadagno, perché se no non avrebbe mai fatto questa operazione. 101%. Cioè è lei che, come dire, propone questo tipo di... Sì, lui diciamo alla fine mi dice che dobbiamo, cioè, mi pone anche il quesito, dice ma che guadagniamo in questa operazione? E gli dico guarda guadagniamo 40.000 euro e te li do a te. Senta, ma a un certo punto lei ha detto Senese stava fisso là alla REM e chiede poi a un certo punto di essere assunto. Là nasce un altro litigio con Emanuele. No, dico, ma lo assumete? Sì, con la Manila SRLS, che è un'altra società nostra che aveva un negozio a Capriolo. Voglio specificare un'altra cosa che evince in questa situazione. Quel negozio là noi ce l'avevamo da 2 anni. In prima battuta era con la Doc Outlet, che non è fallita assolutamente, ma è solo che noi avevamo una società con un'altra persona che si chiamava Martino. Questa società come era composta? Che lui aveva preso il negozio e noi gli fornivamo la merce in conto vendita. Questo Martino litiga con le commesse, il negozio era lì, cioè, con la merce nostra dentro, noi che cosa facciamo? Costituiamo una società nuova e mettiamo la Manila all'interno della società, che non nasce assolutamente per truffare, ma per fare gli ordini dei negozi che non riuscivamo a avere i marchi. In più coprivamo diciamo, le fatture che noi non riuscivamo a coprire l'IVA, ci facevamo delle fatture di comodo, tra virgolette. Senta, e quindi lo assume la Manila SRL? La Manila SRL lo assume? Sì. E per quanto tempo lui rimane diciamo, fisso là a Verona per come ha detto lei, per controllare gli investimenti? Fino a gennaio-febbraio, fino a quando non interviene mio zio. Fino a gennaio-febbraio 2018? Sì, gennaio, sì. E quando lo assumete invece? A novembre. Fino a quando rimane assunto? 6 mesi, mi sembra che aveva fatto un contratto di 6 mesi se non mi sbaglio. E poi scade il contratto? Sì, scade il contratto. Ma lui per la Manila che faceva? Niente. E per la VEM? Niente. Cioè quello che ha detto prima sostanzialmente, si occupava di quelle cose che ha detto prima? Niente. Non ho capito fino a quando rimane con voi? 6 mesi. Come contratto o come contratto? 6 mesi. Fino a? 6 mesi? Da novembre. Da novembre, sì. 6 mesi da novembre 2017. Sì, dottoressa. Sì, e invece, a prescindere dal contratto, là più o meno fisso a Verona, fino a quando rimane? Fino a quando non interviene mio zio. E cioè quando? A fine gennaio. Del 2018? Sì. E poi, allora, questi di squadre quindi vengono acquistati a un certo punto? Sì. Copriamo le fatture, chiudiamo le fatture diciamo d'acquisto, c'è il insoluti che c'aveva creato il TB, arrivano i 300.000 euro famosi dall'Unicredit e paghiamo di squadre. Facciamo il bonifico, tra cui una dilazione viene fatta subito e un'altra dilazione all'inizio di dicembre. In più vengono mandati con i 300.000 euro, perché la partita, voglio sottolineare questa cosa qua, perché la partita era solo 200.000 euro, una parte dei soldi vengono dati anche alla Sofiregge, dalla banca Unicredit, un bonifico di un debito che noi avevamo di 330.000 euro. E poi ci andiamo. Va bene, dottore. Poi, sempre di questo capo di imputazione del capo 13 ci sono questi 42.000 euro. Sì. Ecco, che cosa sono questi 42.000 Guardi, euro? dottore, io poi dopo ho analizzato questa cosa qua, mi sembra 42 con il guadagno di 64, una cosa del genere. Sono 42.000 euro che noi le contestiamo, sì, poi ci sono altri 15.000 euro. 15, sì, una partita di Invicta che dovevamo comprare in Slovenia. Una partita di Invicta, giubbotti Invicta, i 42.000 euro? Più 15, sì. Allora, mi parli di questi 42.000 euro, come vengono dati, quando vengono dati? Il periodo mi sembra dopo Natale, gennaio, febbraio, quei mesi là,
e vengono dati con un guadagno di 42 più 15, è un'operazione di una settimana o 15 giorni, quindi loro guadagnavano l'oro, perché le dico com'è l'oro, perché c'era Sorrentino, Vestiti e Senesi in questa operazione. E cioè, me la spieghi bene? 42 li dava Senesi e 15 li dava Sorrentino e Vestiti. Ma cioè come vi mettete d'accordo? Che succede? E dobbiamo fare un assegno di 64.000 euro su 57.000 euro a 15 giorni, cioè in poche parole. Loro davano 42 Senesi e 15 Sorrentini e io facevo un assegno da 64 alla Starline e incassava Sorrentino e Vestiti, che poi volevano un assegno di Manuele non fa l'assegno a garanzia e io faccio l'assegno della PEM. Quindi diciamo 42.000 euro glieli dà Senese? Sì, perché Manuele, faccio una parentesi, non voleva avere a che fare. Ecco, dico, ma 42.000 euro glieli dà Senese? Sì. E 15.000 euro chi glieli dà? Voglio essere sempre chiaro, mi doveva dare Sorrentino e Vestiti che non me li danno, perché Sorrentino diceva me lo scaliamo sul debito che avevano nei loro confronti. E hanno scalato? Sì, sì, sì. Quindi come se le avessero dato 15.000 euro, ma in realtà hanno scalato? Non me li hanno dati mai. E lei dottore, noi pagavamo 50.000 euro di interesse al mese. Quanto? 50.000 euro tra Sorrentino, Vestiti, Senesi e un'altra persona. 50.000 euro di interesse al mese. È iniziato tutto questo casino qua, è iniziato da fine agosto. Senta, ma poi lei con questi Ma poi ho capito perché nasce sta questione. Vabbè, mi dica. Con questi Disquiet che ha comprato, che cosa ha fatto, diciamo, con i guadagni dei Disquiet? Allora, in poche parole, 70.000 li ha indietro dai Colmar, Vincenzo. Cioè 70.000 lei glieli ha dati... dalla vendita della prima partita della tranche dei 690 pezzi da bolla, fattura già, che poi presentano i miei avvocati. Arrivano i Disquiet, vendiamo i Disquiet, lui prende, nella vendita di Disquiet prende il capitale suo più una parte dei guadagni, non tutto. In poche parole... Chi lui? Vincenzo. Cioè, quanto prende? 220.000 euro, mi sembra. Dei Disquiet, sì. Diciamo. Quindi prende il capitale più una parte una parte solo dei guadagni, attenzione, e più prendeva 70.000 euro di novembre che avevamo consegnato Colma. In poche parole, quando diciamo entra il meccanismo di mio zio, da me a Vincenzo doveva avere 140-150.000 euro di differenza, che lui imputava sempre alla partita di Colma, giustamente. Quindi ogni mese noi pagavamo quei famosi 8.000 euro. Poi non diventano 8 ma diventano 4. Senta, poi a un certo punto lei ha dei rapporti anche con Antonio Leone, diciamo. Sì, sì, io Antonio l'ho visto 5 volte. Una volta si incontra quando noi, cosa strana, che lui dice che faceva l'operatore finanziario, me lo presenta Vincenzo fuori alla pasticceria siciliana. La prima volta, viene con una Jaguar verde, non mi ricordo. Ma quella volta dei soldi o qualche altra volta? No, la prima volta. La prima volta che incontra Leone è stato lì. Lì nella pasticceria? Ma no, fuori dalla pasticceria, un po' più avanti. Fuori dalla pasticceria, ma lo stesso giorno in cui... Sì, lo stesso giorno. Quel giorno in cui Senese le dà quei soldi? Sì. Poi lo incontro un'altra volta all'uscita su un autogrill di Magliano Sabino. Poi lo incontro un'altra volta che io non mi ricordavo, mi dicono, cioè risulta carugate, però io le dico la verità, proprio non ero proprio presente lì, ma mi dice che l'ho accompagnato, ma io non mi ricordo quella cosa. Infatti gliel'ho detto anche nell'interrogatorio. Un'altra volta viene a cena da me e andiamo a Verona, perché dopo che si era incontrato con Vincenzo, non so in quale situazione, doveva andare a Trieste o Vicenza, non mi ricordo, da Udine, mi disse vicino a me, da quelle zone là, e si ferma a cena e andiamo a mangiare all'Osso Scuro, mi ricordo ancora. Andiamo a mangiare lì, lui mi racconta un po' di problematiche che aveva, non di Vincenzo, mi racconta problematiche sue proprio globali, finanziarie, e dopo va via. E poi l'ho incontrato un'altra volta quando mi dai 40.000 euro. E cioè mi vuole parlare di questi 40.000 euro? 40.000 euro dobbiamo fare un passo a retruso, dottore. In poche parole, quando interviene mio zio, interviene anche lo stop, diciamo, degli interessi e del capitale da restituire indietro. Quando interviene Gaglione? Gaglione, sì. Perché che cosa succede? I milanesi, Vestiti e Sorrentino chiamano a Gaglione al rapporto a Roma, a casa di Rosetta, la sorella di mio zio. Questo lo vengo a sapere dopo, però, attenzione, le spiego per quale motivo. Fanno questo triade di colloquio.
Mio zio mi chiama dopo Natale e mi dice che devo scendere immediatamente, che non lo sentiva da 27 anni, specifico, e può venire pure Dio qua a dirlo. Mi chiama e mi dice sono tuo zio, dico dimmi, dice devi venire qua perché tu stai creando un problema. E io dico che problema sto creando? Scendo giù e mi incontro a casa della sorella, mi dici qual è, perché devi dare i soldi a mio nipote e com'è questa situazione tra Vestiti e Sorrentino e mio nipote. E gli dico com'è andata, proprio specifico. Lui dice va bene, vai via, mi caccia, non so. Dopo quella befana mi richiama e dice sto vengo sopra che dobbiamo andare a parlare a Milano con Sorrentino e Vestiti. E andiamo, lui viene sopra, metà gennaio andiamo a parlare. Quindi diciamo, da quel momento che noi parliamo, mio zio dice perché avete abusato di mio nipote, perché mio nipote stava in difficoltà e gli chiedevate pure i soldi di interesse, si ferma il gioco e aspettate che tutti quanti che mio nipote si mette un altro volta in sesta con le attività e poi vi darà quello che è, non perdete niente, perché Vestiti e Sorrentino diceva che lui non si può pigliare i soldi della nostra famiglia, della loro famiglia. Cioè della nostra famiglia che significa? Dei Senesi. Perché poi dopo venga a scoprire che pure loro avevano questi soldi, i soldi in mano di Vincenzo. Chi gliel'ha detto a lei questo? Me lo dicono loro a ottobre-novembre, quando c'è una situazione, succede un casino. Perché avevo preso ottobre-novembre di quale mese? Di del quale 2017. Perché che cosa succede? Che avevo preso i soldi da loro. Però voglio chiarire bene. Sì. Fino a quel momento là io e Vestiti e Sorrentino avevamo avuto dei rapporti commerciali, avevamo fatto una brutta esperienza su una partita di Kiwi, dove noi avevamo pagato lo stesso il guadagno, poi avevamo sempre avuto rapporti commerciali. Voglio dire, l'unica cosa che succedeva è che quando spassavamo qualche assegno dovevamo, diciamo, pagare lo scomodo per pagare, diciamo, lo scomodo, sì, si chiama così. Sì. Per il ritardo. Per il ritardo, perfetto. Ok? E quindi noi pagavamo questo scomodo di questa situazione. Che cosa succede? Che io avevo preso i 3,30 da una società che mi aveva presentato loro a luglio. E poi ci andiamo. Sì. Io avevo preso i soldi da Vincenzo per colma. Bernardo mi diceva guarda che se questi qua vengono a sapere che tu hai preso pure i soldi da Vincenzo, succede un patavà, lo vengono a sapere. E all'improvviso mi ritrovo tutti quanti nel capannone. A Verona. A Verona. E facciamo un incontro dove... Chi eravate? Io, Vestiti, Sorrentino e Senese. Sì. E va in escandescenza. Chi? Quello che va in escandescenza proprio è Giancarlo. Vestiti? Sì, che poi io e lui abbiamo avuto pure una colluttazione, tempo addietro. Qual è l'oggetto di questo incontro? Che io mi ero rubato ipoteticamente i soldi loro. Però io, secondo il mio parere, io ho tamponato dei debiti che ha creato Vestiti, non che io ho rubato i soldi. Perché rubare è un'altra cosa nella mia vita, o truffare, come vuole dire qualcuno. Ecco, lei era partito, diciamo, prima di fare questa sì, parentesi, diciamo, sì, dal fatto che lei ha saputo che anche Vestiti e Sorrentino sì, avevano i soldi dei Sì, lo venga a sapere in prima battuta da Vincenzo. Non so la cifra però qual era, poi dopo venga a sapere qual è la cifra. Che cosa le dice Senese? Che lui aveva fatto pure degli investimenti con loro a Milano. Già precedentemente che io conoscevo prima proprio che conoscevo, perché le spiego una cosa, io a Sorrentino l'ho sentito nominare tantissime volte a Napoli, però non ci siamo mai incontrati, pure io sto dal 2005 a Verona, quindi sì, non è da ieri mattina. Lui da come sapevo io era salito sopra a Nord Italia perché non voleva avere rapporti tra virgolette come mi aveva detto lui con la criminalità, però diciamo i Senese a casa di Sorrentino glieli porta vestiti, proprio chiaro. Perché lei dice questo? Perché dico questo? Perché secondo me Sorrentino entra nella parte di questa situazione, ma entra dopo, non prima, perché chi è il perno principale, il collegamento tra la famiglia Senese, Sorrentino e Vestiti. E perché? Perché Vestiti diceva che lui era il cugino di Michele Senese, era parente stretto. Però voglio capire, lei ha detto io ho saputo da 2 canali diversi che Vestiti e Sorrentino gestivano i soldi della famiglia. Un altro canale che me l'aveva detto era non mi faccia finire, no, perché se lei mi anticipa. No, mi scusi, dottore, mi scusi. 2 canali da cui lei ha saputo sì, che Vestiti e Sorrentino gestivano una parte dei soldi della famiglia Senese. Sì. Ecco, voglio sapere da chi lo ha saputo. Vincenzo e Buonaiuto. Un momento, Vincenzo che cosa le ha detto? Che lui aveva fatto degli investimenti con loro a Milano e che secondo il suo parere, perché io stavo in ritardo, erano più seri i milanesi che io. Cioè erano più seri di lei? Certo, è normale. E Bonaudo che le ha detto invece? Che lui aveva fatto che se Senese aveva dato 450.000 euro ai milanesi.
Da investire? Sì, ma poi dopo l'ho capito pure che erano queste cifre qua. Perché? Da cosa l'ha capito che erano queste cifre qua? Da Vincenzo. E cioè che le ha detto? E Vincenzo mi disse che aveva questi investimenti con loro, di 400, intorno ai 400.000 euro. Con vestiti e sorrentini? Sì, ma già da prima che io non sapevo niente, che entrassi in questa situazione, già avevano rapporti loro. Infatti quando, vabbè, dopo mi farà la domanda, quando mi vengono dati 3,30, io non sapevo neanche che loro avevano i rapporti tra sorrentino e cioè io non sapevo proprio che i soldi, che poi non erano, perché preciso un'altra cosa, i soldi che stanno in Svizzera, che voi avete contestato, non credo che siano o in parte di questa situazione dei senesi, ma gran parte vengono dai proventi delle situazioni che ha fatto Sorrentino negli anni, perché Sorrentino negli anni ha fatto varie operazioni bancarie con altre società e altre merci che non ha pagato, quindi io credo che i soldi erano tecnicamente la maggior parte di Sorrentino e in parte anche di Vestiti, che si collega a Sorrentino negli anni dopo di Sorrentino. Ma sono sue valutazioni queste? Costruzione, perché Sorrentino dice a un certo punto, dice a me, tu non ti puoi pigliare i soldi miei di tanti anni di lavoro che ho fatto, quando nasce il problema con i 330.000 euro. Torniamo un momento, che poi questi argomenti adesso lei li ha anticipati, ma poi ci torneremo quando analizziamo poi specificamente i capi di imputazione. Eravamo partiti dai suoi rapporti con Leone Antonio. Sì, Leone lo vedo queste 5 volte e poi lo vedo. Mi scusi, perché Senese le presenta Leone Antonio? A me mi disse che era un suo amico che faceva delle cose insieme finanziarie, che noleggiavano le macchine, che Leone Antonio aveva un'attività in Inghilterra, una finanziaria. Infatti Leone Antonio poi, quando l'ho incontrato la seconda volta, mi disse: se tu hai da spostare dei capitali in Inghilterra, tu mi fai sapere, facciamo, ma non ho mai fatto niente. Io lo conoscevo come una brava persona e credo anche lui mi conoscevo come una... Quindi Senese le ha detto che aveva queste attività? Sì, non mi ha detto precisamente di che cosa. Ecco, poi Leone ha detto una volta viene pure da lei. Sì, mangiamo insieme, mi dice una problematica grave, Leone. Cioè? Mi dice: sai, io ho dei problemi, vorrei andare via dall'Italia. Voglio scappare dall'Italia perché non ce la faccio più sotto pressione. E dico: scusa, ma che pressione hai? Dice: sai, abbiamo fatto gli investimenti che non stanno tornando più indietro, e mi dice vari investimenti che hai fatto, tra cui c'era anche un investimento con Senese. Cioè, che investimento era? Ma intorno ai 100.000 euro. Però non mi ha detto che cosa pagava, dilazioni di pagamento, non mi ha mai specificato se erano, un negozio messo insieme o era usurato, questo non me l'ha specificato. E lei però c'ha a un certo punto un rapporto proprio di soldi con Leone Antonio. Che cosa succede? Che succede? Sì, perché quando mio zio, succede che a marzo-aprile mio zio si sgancia. Suo zio? Gaglione. Che fa? Si sgancia dalla situazione. Marzo-aprile del 2018. Per un periodo, sì. Si sgancia per quale motivo? Perché Gaglione era venuto a stare lassù. Sì, stava quasi sempre da me, ma stava da me, le dico, voglio specificare, non stava da me perché prendeva i soldi o qualcosa, stava da me perché non voleva che mi assalivano tutti quanti per questa situazione qua che si era creata. Ma scusi, Gaglione, perché aveva questa forza, di in qualche modo di perché era il nipote di Enzo, cioè era lo zio di Enzo. Ecco, ma perché riusciva in qualche modo a bilanciare questa situazione? Perché giustamente diceva, lui l'avete messo in difficoltà ed è, tra virgolette, mio nipote. Tu sei mio nipote, cercate di trovare una soluzione. Ma aveva un ruolo Gaglione? No, un ruolo rilevante, dottore, no, aveva avuto un ruolo rilevante in passato, negli anni prima della carcerazione. Un ruolo rilevante che significa? Gestiva parecchie situazioni che io so. Non mi dica di che cosa, perché io non sono mai entrato nei particolari. Ma un ruolo rilevante, nel contesto lecito, illecito, questo voglio capire. Questo penso illecito, si fa la galera. A lui gli venivano attribuiti omicidi e roba. Ho capito. Però io non ho proprio contezza di questa situazione. Cioè, lui mi specifica che ha fatto questi anni di galera perché era stato affiliato a Clan Moccio, queste cose qua me l'ha raccontato dopo, quando lui poi sta a casa mia a Valleggio Sul. Però io prima non ho nessun tipo di contatto con Quindi queste cose che ha saputo le ha sapute da Gaglione? Sì. E che cosa le ha detto Gaglione di se stesso, Mi aveva detto che nel passato aveva avuto questi rapporti con la malavita, perché però si era pulito da questa situazione e non voleva più sapere niente. Quindi Gaglione viene là in qualche modo per tamponare questa situazione, che non c'era solo con loro ma anche con un altro personaggio. E a un certo punto però lei dice: mio zio Antonio Gaglione se ne va, si sgancia. Si sgancia perché le pressioni erano, in poche parole, facevamo una riunione
io, Vestiti, Sorrentino e mio zio Vincenzo, e rimanevamo in un modo. Mio zio semmai dopo 2 giorni mi chiamava Vincenzo, allora come facciamo per quei soldi? Mi chiamava Sorrentino, ma come dobbiamo fare per quella situazione? Ed era un continuo martellare di telefonate giornaliere. Io stavo più a telefono che nelle attività, a un certo punto. E Gaglione viene un po' a Non è, si rimagina un attimo il suo ruolo, ecco. E quindi Vincenzo mi chiama e mi dice vicino a me, come facciamo a recuperare 140.000 euro che mi devi dare? Io dico, Vincenzo, o mi aiuti a comprare qualcosa e io man mano ti do il guadagno, o non è possibile. E c'era un'operazione di CS Piumini che dovevo comprare, gli chiedo se lei doveva acquistare il prodotto per CS Piumini. Esatto, come dire, per poi cercare di dare qualcosa a Senese. Guadagno più il debito vecchio, parliamo sempre che c'è sempre una direzione di guadagno. Sì. E lui mi dice, guarda che Tony mi deve dare dei soldi. Stiamo parlando di Antonio Leone. Se tu appena che sei di passaggio da Roma, se ti fermi da Tony, ti riprendi da lui. Mi metti in contatto con Tony, mi dà un appuntamento, mi vedo con Antonio Leone dentro la concessionaria e mi dà, dovevano essere 50, ma me ne dà 40. Chiama Vincenzo davanti a me e dice, guardi che io sto dando questi soldi a Massimiliano, non specifica per quale motivo, non specifica di quale situazione si tratta, mi dà questi 40.000. Però lei sapeva che questi erano soldi che, diciamo, Antonio Leone doveva dare a Senese. Sì, doveva darli di operazioni che facevano insieme, perché poi quando voi mi avete contestato che l'ho accompagnato a Carrocani, che io non mi ricordo proprio, no, veramente non mi ricordo, però può darsi che perché l'ho accompagnato diverse volte pure a Milano. Quando lo accompagno io non ho mai parlato proprio di niente con Antonio. Cioè Antonio Leone si lamenta solo di me in quella cena lì che ha queste problematiche. Ma la lamentela in quella cena di queste problematiche finanziarie, tra le altre cose. No, non mi parla di interesse roba varia. No. Mi parla solo di la mia domanda è un'altra. Questa cena in cui Leone esatto, dice c'ho una serie di problematiche, cioè tra cui un rapporto finanziario con Enzo Senese. Sì. Questa cena viene prima o dopo i 40.000 euro? Dottore, io le dico la verità, io forse è venuto, ti dico la cosa, è venuto, voglio essere prima che mi dai 40.000 euro. Quindi prima dei 40.000 se non mi sbaglio sì, se non mi sbaglio. Però lui già da quando viene a cena mi dice, però non mi voglio, perché tra aprile e maggio che vado a cena con lui, ma non so se aprile o maggio, però sicuramente in questa cena lui mi dice che ha delle problematiche finanziarie e non mi specifica neanche quale. Dico, scusa, ma che stai andando a fare? Io dico, no, ma veramente devo incontrare una persona che mi ha fatto un'operazione, mi deve dare 200.000 euro, la quale devo pagare di tempo. Lei con questi 40.000 euro che riceve da Leone che fa? Vincenzo mi chiama dopo un'oretta, io stavo prendendo la strada, dice no, i 40.000 euro lascia stare, portameli a me sull'autogrill, che era Roma Nord, pressi Roma Nord, e me li devi dare a me, poi i 40.000 te li porto io quando sarà la settimana prossima. Lei così fa? E quello faccio. Quindi lei si è limitato a recuperare questi soldi e a portarli a. No, dottore, i 40.000 lui me li deve dare per comprare il CS, anzi 50 mi deve dare. Quindi io prendo l'autostrada che sto andando tranquillo a Verona che devo comprare il CS, che tra cui non dovevo comprare il CS a Verona, ma l'azienda che dovevo comprare stava a Civitavecchia, tra parentesi, che non dovevo andare da loro, aveva appuntamenti lunedì con loro. Invece lui mi chiama e dice i soldi che ti ha dato come si chiama? Leone, portameli a me perché mi servono a me e li riporto. Cioè è un prestito, quindi non erano soldi miei di proprietà. E lei glieli consegna? Sì, gliel'ho consegnato. E se ne va? Io me ne vado, deluso e sconsolato. Senta, poi diciamo c'erano delle entrate nelle varie sue attività? Sì, no? Avevamo dei negozi, 4 negozi, 3 negozi intestati alla VEM e uno alla Manila, che incassavano 1,7 milioni, 1,8 milioni all'anno, solo di negozi. Senta, ma lei poi, diciamo, da questi incassi, voglio capire. Prendevo dei soldi per pagare gli interessi, sì. No, dico, ma a Senese queste somme che lei man mano dava. Li prendevo dai negozi. Li prendeva dagli incassi dei negozi? Sì. E come glieli consegnava? Come glieli dava? Sempre per contanti. Io non ho mai fatto un bonifica, anche perché non avevo voluto correre. Qualche ricarica a Giuliano che ho fatto. Cioè, mi spieghi questo fatto delle ricariche? Ma poche centinaia di euro, parliamo di 2-3 mila euro che avrà dato di ricarica. Solo questo, basta. Ricariche? Posta piglia. No, ho capito, dico, ma perché faceva queste ricariche? Chi gli aveva detto di fare queste ricariche? Vincenzo. E cioè che cosa le diceva?
E vabbè, invece di darmela a me, fare la ricarica a Giuliano, a Giovanni. E lei glieli faceva? Sì. E come venivano imputate queste somme? O sempre, perché stava in ritardo, erano sempre interessi. Quindi andavano a scalare, Sì, diciamo. sì. Sempre gli interessi però. Sì, finché non dai capitale paghi sempre interessi, ma non solo da Senese, da chiunque va. Ma lei poi, diciamo, rispetto a questo finanziamento, a questi finanziamenti che lei ha fatto Senese, come dire, quanto ha restituito? Io ho restituito allora, di capitale parliamo o di guadagno? L'uno e l'altro. 200 di capitale più 70 di colma, 270 di capitale, sui 400. Di capitale? Sì. Diciamo, sui 400. Sugli investiti? Sì, diciamo. sugli investiti. Parliamo di capitale. Capitale. E di interessi? Non lo so, mi dica se lei fa il conto da settembre a gennaio, 8.000 euro a mese, più 20 di guadagni, sarà stato 100.000 euro. Settembre, ottobre, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, 7 per 8, 56, più 20 di quasi 76.000 euro. Più diciamo tutto quello che ci è costato dietro, vacanze, noleggi e tutto quello che viene dietro. Ma diciamo lei ha parlato, diciamo, di questi incontri che ci sono stati, di questo incontro, vediamo adesso se è stato uno, se sono stati altri, con Vestiti, con Sorrentino, eccetera. Quello là terrificante era quando ci incontravamo con Vestiti. Ecco, andavamo proprio a Milano notte. Cioè? Scappavano parolacce e quant'altro. Una volta è successo che sono venuti fuori da Natura Sì, siamo arrivati quasi alle mani. Natura Sì dove? A Verona, a Villafranca. È dove si mangia naturale. Erano venuti lui, Sorrentino e Senese. Senese non aveva proprio parlato. Parlava solo Vestiti quella volta là. E cioè che cosa ha detto? Che se non diamo i soldi indietro mi faceva male. Anzi, finiva male. Vestiti parla. Anzi, devo dire la verità. Ma di quali soldi parlava lui? Sia della famiglia Senese, sia dei soldi che devono avere loro. E poi ci andiamo a quegli altri soldi. Sì, ma dico... io devo dire la verità che in quel caso là Sorrentino cercava sempre di attenuare un po' i toni, ma con Vestiti non c'era proprio niente da fare. Ma perché lei dice la famiglia? Cioè lui parlava della famiglia? Lui diceva che il Senese, Vincenzo e quant'altro, e loro erano tutta una famiglia. E quindi la famiglia non va toccata, quindi a me mi escludeva dalla famiglia. Ma infatti mi sembra che anche il Tribunale, io questa situazione qua di Senese, di Vestiti e Sorrentino già l'avevo denunciata prima che succedesse questa cosa qua. Sì. Penso che avete contezza pure voi del Tribunale. Sì. E quindi diciamo quella volta di Natura Sì che cosa è successo? Quella volta dell'incontro a Natura Disse Sì. Vestiti che se non davo i soldi indietro che mi ero preso, finiva male. Queste sono le testuali parole. Finiva male, sì, finiva male. Più che uno che dice finiva male, sì, perché va nella bara o ti fai male. Perché io so che lui già aveva avuto una colluttazione con Luca D'Alessandro su una questione di soldi a gennaio 2018. Senta, abbiamo parlato prima della società Manila. Sì. Ecco, lei diciamo che ruolo svolgeva nella Manila? Guarda, dottore, nella Manila guardavamo gli acquisti e le vendite, cercavamo di pareggiare l'IVA. La Manila non è nata, voglio precisare, non per truffare, si billantava il fatto che bisognava fare, ma non bisognava, in poche parole, perché nasce pure proprio a Capriolo, poi, gli dico anche per quale motivo. Perché noi avevamo 3 negozi, non riuscivamo a fare gli ordini regolari di alcuni marchi, tipo, faccio un esempio, San 63, no? San 68, non lo riuscivamo a avere noi a Villafranca. Allora compravamo con la Manila per Capriolo, la portavamo nei negozi dove non la potevamo avere. Facevamo degli ordini paralleli, si chiamano ordini paralleli, tecnicamente, nel gergo dell'abbigliamento. Ma lei perché forma quindi la Manila? Per prendere il negozio di Capriolo, che facciamo anche un contratto regolare che poi i miei avvocati vi vorranno. C'era un contratto regolare, noi avevamo un negozio regolare. Il negozio si chiamava Vittoria Blocks. Ma lei perché che ruolo svolgeva innanzitutto lei nella Manila? Compravo, io facevo gli acquisti. No, dico, qual era, diciamo... Sì, gestivo, diciamo, la parte finanziaria della Manila. Ma perché l'ha in testa a Ioita? Perché, le spiego, perché noi avevamo un ragazzo che lavorava da noi. E che si chiama come?
Claudio, che era il guardiano del capannone nostro, che aveva questa moglie, che aveva perso il lavoro, mi disse: gli vuoi mettere a fare qualcosa? Dico: guarda, se vuoi, poiché dobbiamo rilevare questo negozio, gli intestiamo la società, gli mettiamo il negozio intestato, basta. Quindi lei si è prestata solo a fare da amministratore? Sì, non ha fatto niente. Non faceva niente nella manila? No, non era affidata la manila, è fallita perché è fallita dietro alla VEM perché e dopo è fallita? Sì, per un fatto di problematiche, diciamo, contingentate alla VEM, ma non perché voleva nascere per fallire. Quindi il proprietario della manila era lei? Sì, sì, tecnicamente sì, gestivamo il negozio sempre noi. Quindi Ioita Luca era diciamo un prestanome, sì, va bene, chiamiamolo così. Per questo motivo qua che lei... Però faccio una domanda, prestanome sì, pure quando uno ha delle deleghe, è sempre un prestanome, cioè se uno si espone personalmente in banca, ma no, non lo so, questo poi... io non lo so se... Cioè prestanome secondo me, mi scusi voglio fare questo dettaglio, è uno che si intesta tipo la Starline, dove Vestiti e Sorrentino non vanno in banca, non si presentano con un consulente, non vanno un'altra parte, ma uno che si presenta in banca, fa i versamenti, fa gli assegni, fa le cose, non è tanto cioè è una parte proprio attiva della società, credo. Poi mi dica io, è una valutazione che faccio io tecnica, ma è così, perché, la manila... perché civilmente è così nel civile. No, dico, la manila poi è quella che, attraverso la quale viene assunto, Senese Posso fare una precisazione, dottore? Quando nasce la VEM nel 2013, io non me la intesto io, perché avevo un problema in CAI, attenzione, quindi era un problema proprio tecnico che io non lo potevo intestare. Nel 2015, quando esco dal CAI, poiché la VEM già aveva degli affidamenti, se cambiavamo l'amministratore e mi mettevo io, si cadeva, diciamo, gli affidamenti. Quando cambia un amministratore, cambia tutto l'oggetto sociale, è come l'azienda ripartisse da capo da zero, e quindi bisognava rifare tutti gli affidamenti da capo e rimbostare tutto da capo, solo per questo motivo qua. Infatti la VEM non c'è, a parte le banche che non hanno avuto i soldi, ma non ha fatto niente di, cioè non ha truffato a nessuno, cioè ha avuto un problema oggettivo. Senta, ma Emanuela Pezzini nelle vostre attività che ruolo svolgeva? Comprava gli articoli, la merce per i negozi. Cioè si occupava di quale profilo, diciamo? Dei dettagli, dei 4 dettagli che avevamo. Cioè dai 4 negozi al dettaglio? Sì, cioè acquistava lei la merce? Sì, lei faceva gli ordini, diciamo, tramite i vari stock che ci arrivavano su internet, diceva, mi poneva lo stock, diceva secondo me questo stock lo dobbiamo chiudere al 60%. Io facevo la contrattazione e arrivava la merce. Basta. E poi una parte veniva messa in negozio e una parte veniva messa all'ingrosso. Ecco, ma i rapporti, diciamo, poi con il fornitore chi li aveva? Io. E lei che in particolare specificamente la signora Pezzini che faceva? Controllava quando arrivava la merce se era tutto a posto la merce, faceva i barcode, a Cristina faceva dire come doveva fare. A Cristina che era dipendente? La dipendente, quella là perché noi avevamo 2 dipendenti, Chiara che guardava l'amministrativo dell'ingrosso e Cristina che guardava l'amministrativo dei negozi, avevamo 2 contabili noi, come struttura. Quindi lei guardava, diciamo, l'aspetto, diciamo, proprio tecnico, diciamo, se la merce andava bene o no per i negozi. E poi, diciamo, faceva la divisione dei lotti per l'ingrosso, basta. I pagamenti li guardavo io quando veniva un cliente. E l'individuazione, diciamo, della merce chi la curava? Cioè proprio individuare che cosa poteva servire, che cosa... No, lei, cioè nei negozi parliamo? Lei guardava proprio l'aspetto, diciamo, tecnico per la merce nei negozi. Quello che, ad esempio, faccio un esempio, Pingo si vendeva più a Villafranca che a Mantova, lei comprava in base alla vendita che avevamo nei negozi in quantità proporzionale. Senta, andiamo un momento al capo 23. 3,30. I 330.000 euro. Ecco, vogliamo ricostruire un po'. Io gli ho fatto una premessa all'inizio che la partita dei Colmar era divisa in 2, 2004 più 3.600 pezzi. Non so se ho precisato già all'inizio questa cosa. Sì, la e la prima dilazione, diciamo, di questi Colmar è di 2.400, che non era Borosport, attenzione, ma era un altro fornitore che noi dovevamo comprarla, che era direttamente proprio da Colmar, era proprio diretto nello specifico, diciamo, della situazione che si evidenzia con Senese, la merce arrivava da un distributore Borosport. Invece in questo caso eravamo proprio noi col direttore commerciale Pinto della Colmar, dove poi ci sono un contratto scritto, eravamo proprio VEM che compravamo in triangolazione con la Bulgaria. Che cosa succede? Che noi stavamo sempre nella solita giro che eravamo in difficoltà già da maggio, che poi dai libri contabili si evidenzia, e dico vicino a Vestiti e Sorrentino gli propongo questa, cioè gli propongo, dico, sei qualcuno che ci può dare dei soldi per comprare questa cosa? E loro dicono sì.
In questa operazione qua dice noi abbiamo una persona che sta in Svizzera che ha una fiduciaria che ti può prestare questi soldi, fate un contratto, ti arrivi bonifico, paghi un 2-3%, non mi ricordo, però mi dice giustamente vogliamo guadagnarci anche noi sulla vendita di Colmar. Vestiti e Sorrentino, sì. Volevano guadagnarci pure loro su questo investimento? Sì, della vendita di Colmar, non sul prestito, attenzione. No, sulla vendita di sì, Colmar, sì, cioè sì. sull'investimento Sull'investimento dei Colmar. Prendendo questi soldi... Noi quei Colmar li avevamo pagati 82 euro, dovevamo vendere a 100, 18 euro dovevamo dividere 9 euro a testa. Lei e il gruppo milanese. Lei, Barretta... con Sorrentino e Vestiti. Con Sorrentino e Vestiti. L'inguadagno era intorno ai 40.000 euro, anche lì. Oh, e che cosa succede? Mi descriva un po' tutte le varie Succede che arrivano i soldi. No, i soldi arrivano dopo, prima che succede? Che facciamo che loro che ci mandano questo contratto di questo fiduciario che si chiama Sofiregge. Loro chi? Sorrentino e Vestiti. Sì. Che poi abbiamo capito che non era un contratto di Sofiregge da quando sono venuto qua all'udienza. Prendiamo questo contratto, lo guardiamo, alleghiamo i documenti dell'amministratore vicino, accettiamo le condizioni del rientro, che era, mi sembra, settembre-ottobre rientro dei 330, e firmiamo il contratto e mandiamo per via PEC il contratto firmato con i documenti dell'amministratore. A quel punto là, dopo che abbiamo... L'amministratore chi era? Raffaele Arcella, della PEM parliamo. Sì. E io a Leone non lo conosco, fino in prima battuta di questa situazione qua. Cioè lei Leone non l'aveva ancora Tonino Leone non l'ho conosciuto proprio. Un momento, Tonino Leone, lei fino a che non è arrivato questo primo prestito non l'aveva mai conosciuto? Mai visto. Io non sapevo neanche se esisteva la Sofiregge. E quindi Tonino, mi scusi, Vestiti e Sorrentino, che cosa le hanno detto di questi soldi? Da dove dovevano venire? Faccio una premessa. Mi hanno detto che era un amico loro che aveva una fiduciaria in Svizzera e che ci poteva far fare. Se noi eravamo puntuali in questa dilazione, potevamo fare altre operazioni, però non mi specificano che c'erano anche loro nella Sofiregge. Mi dicono che parecchie volte che hanno fatto le operazioni si erano appoggiati alla Sofiregge per fare l'operazione. Benissimo. Ok. Facciamo questo contratto, arriva la prima tranche di bonifico al credito valtellinese, tra cui una parte compriamo i Colmar e una parte chiudiamo dei debiti che avevamo con la Banca Popolare di Milano. Quanti soldi arrivano? 163 mila euro. In un primo momento? Sì. E poi ne arrivano altri? Sì, fine luglio, inizio settembre. Di quale anno? Sempre 2017. Quindi i primi arrivano quando? A luglio. 2017, sì. Mentre gli altri tra luglio e settembre. Agosto e settembre. Per un totale di quanto? 320.000 euro. 330.000 euro. 330.000 euro. Ma lei, finché non arriva alla seconda tranche di questi soldi, il Tonino Leone lo aveva conosciuto? No, prima. Quando lo conosce? Me lo fanno vedere nella seconda, perché non volevano fare la seconda tranche loro, perché non arrivava Nicole e lo incontriamo a Lugano. Quando? Prima che arrivano i secondi soldi? Sì, la seconda tranche? Sì, sì. E perché andate a Lugano? No, perché loro già stavano a Lugano. Loro chi? Vestiti e Sorrentino. Ma lei perché va a Lugano? Perché non mi volevano dare la seconda tranche di soldi e quindi dice vieni a parlare pure tu e ti impegni anche tu personalmente con questa persona. In poche parole avevano fatto figurare che i soldi erano di Tonino Leone, ma c'erano pure, io poi dopo vengo a sapere che c'erano anche loro nella Sofiregge. E cioè mi spieghi questo aspetto, che cosa ha saputo lei che c'erano pure loro nella Sofiregge? Dopo quando nasce il problema con il TB, io vengo a sapere che i soldi che stavano in Svizzera erano di Sorrentino e di Vestiti, anche. Perché il TB aveva preso vari bonifici, ma questo vengo a scoprirlo tra ottobre, novembre e dicembre, da loro. Io prima di quella situazione là, io ero proprio all'oscuro che loro stavano in Svizzera. Io sapevo solo che loro avevano dei negozi in Svizzera, perché Sorrentino e Vestiti, io li incontro nell'inizio del fine 2015-2016 perché vengono a comprare della maglieria da noi che producevamo a Perugia. Ancora dovevamo andare il capannone nuovo, avevamo ancora il capannone a Custodio. Si figuri un po'. E questo fatto che questi soldi in Svizzera erano anche i loro, a lei chi gliel'ha detto? Loro. Loro chi? Sorrentino e Vestiti. E in che rapporti erano con Tonino Leone? Erano loro soci, da quello che ho saputo, da quello che mi hanno detto loro. Quindi gli hanno detto Vestiti Sorrentino? Loro me lo dicono precisamente a dicembre. Dicembre 2017, sì. Che cosa le dicono? Che i soldi erano pure loro, perché io avevo ceduto il credito a loro e non riuscivo a pagare anche il credito, avevo fatto solo quel bonifico dall'Unicredit, dicono se lo vuoi sapere i soldi sono pure i nostri, quindi non devo pigliare i soldi no, quindi dici come dobbiamo chiudere, perché è vero che loro chiudono il debito con Sofiregge, ma lo chiudono per mantenere un rapporto tranquillo con il loro socio Tonino Leone, non perché volevano fare bella figura con Tonino, ecco, Leone.
Ah, perché lei ha detto il loro socio, ma perché era loro socio Tonino Leone? Sì, da quello che so io sì. E chi gliel'ha detto questo? Loro. Sorrentino e Vestiti, me lo dicono. E quindi nell'occasione in cui vi incontrate a Lugano... Sì, ma ho detto 10 minuti è stato. Sì, no, vabbè, però c'è stato, quindi. E nell'occasione in cui vi incontrate a Lugano, poi l'esito di questa riunione qual è? Lei riesce a convincere la situazione? Comunque mi fanno il secondo bonifico. Mi fanno il secondo bonifico di 160.000 euro, che io poi non compro Colmar tutta quanta, ma compro anche Blauer. Un'altra partita di più. Ma come si svolge questa riunione? Lei che cosa dice a queste persone? Dice Leone siamo in ritardo, ma come mai non arrivano i compi? Guarda che perché l'operazione dei 320.000 euro, dico guardi che devono arrivare la prima tranche di Colmar, urgentemente si mi fa il secondo bonifico, ma non parlo proprio, parlo sempre con Vestiti e Sorrentino avanti. E loro dicono dice Sorrentino, diamogli fiducia, tanto non è scemo. Proprio questo dice Sorrentino, questa frase qua. Dice diamogli fiducia perché non è scemo. Chi dice così? Sorrentino. E poi come si sviluppano, diciamo, i rapporti? Che in poche parole io non riesco a dare i soldi indietro, il credito che io devo dare alla Sofireggi lo prende la Starline. Io faccio degli assegni alla Starline per un valore di 330 più mi sembra 50-60.000 euro, al di fuori dei 330 perché c'era una perdita per loro quantificata così, e faccio degli assegni che partivano da dicembre ad andare avanti di 50.000 euro all'uno. Quindi la Starline acquista, diciamo, il debito che sì, io faccio degli assegni, il primo lo pago a dicembre con un assegno da 25 e un bonifico, e gennaio pago una parte, febbraio pago una parte, di 50 pago solo 25 e il resto non riesco più a pagare. Quindi totale quanto ha pagato? Presidente, ho pagato 100.000 euro più o meno, più un bonifico di 50.000 euro o 25-50.000 dall'Unicredit, non mi ricordo bene, a novembre 2017. Alla Sofireggi direttamente lo faccio il bonifico io. Senta, ma quindi allora viene fatto questo, diciamo, questa cessione sostanzialmente, ma diciamo, rispetto alla Starline, Sorrentino e Vestiti che ruolo svolgevano? Nella Sofireggi o nella Starline? Nella Starline. Erano proprietari, gestivano tutto loro. Infatti la Starline aveva dei problemi che non riusciva a pigliare gli affidamenti perché cambiava amministratore ogni mese. Infatti loro si lamentavano di questa situazione che non riuscivano a prendere gli affidamenti perché cambiava ogni mese amministratore. Avevano sempre una problematica, non so di che natura era, ma era sempre un problema. Effettivamente erano loro i proprietari. In questo caso secondo me non figuravano solo, diciamo, negli uffici loro, ma tecnicamente non figuravano da nessuna parte. Ma loro, diciamo, dove vivevano, dove abitavano Sorrentino? Sorrentino viveva a Milano e pure Vestiti. Ma sa se avevano, diciamo, degli appoggi anche logistici, diciamo, in Svizzera? Sì, aveva un appartamento a Ginevra, che io so. Tutte e due? Una ne conosco io. No, dico dove abitavano tutte e due, non ho capito. No, questo non lo so, però a Ginevra c'era un appartamento dove loro dormivano, stanziavano quando andavano là. Quindi lei Tonino Leone l'ha visto soltanto in quell'occasione? Sì, una volta. Non l'ha visto più? No, poi sono dei casini che sono successi con Tonino Leone, di TB, questo sì lo conosco, questa storia qua. Ma la vengo a sapere tramite Sorrentino e Vestiti e tramite Luca D'Alessandro. E poi ci arriviamo un attimo. Che poi paga le conseguenze pure a Alessandro Cosentino, che non c'entrava niente da questa situazione qua, finanziariamente. Perché nel 2017 passa Luca D'Alessandro da me e dice che sta andando in Svizzera a fare un'operazione proprio con Tonino Leone, 2017-2018. E era da solo quando va a fare questa operazione. Che mi aveva chiesto pure a me 10.000 euro in prestito, tra parentesi, quel giorno là. Senta, lei quando, diciamo, rispetto al primo momento in cui Sorrentino e Vestiti le dicono che c'è questa persona che la poteva aiutare, quando rispetto a questo primo contatto viene a sapere che in realtà, diciamo, a dicembre, mi scusi, che in realtà Tonino Leone è socio di Vestiti e Sorrentino e che presso la Sofireggi ci sono anche i soldi di Vestiti e Sorrentino? A dicembre perché io vado in difficoltà, a dicembre, perché Vestiti dice a me devi pagare, perché i soldi che stanno in Svizzera sono pure i nostri. Questa è proprio la frase che dice Vestiti.
A me. È presente chi? Solo voi due? Io Sorrentino e Vestiti. Dove glielo dice questo? Alla Star Rai. Quando faccio gli assegni. Era all'inizio di dicembre. 2017. Senta, poi lei risponde anche del capo 47, cioè di aver versato alcune somme sul conto Cerea Banca 1 e Cerea Banca, diciamo, i due conti che finiscono su 474 e 319 e poi quello che finisce con 186. Sì. Ecco, che cosa, questi versamenti? Diciamo, sono soldi dei negozi, dottore, ho portato anche le scritture contabili tramite i miei avvocati. Noi versavamo quasi 70-80 mila euro mensili solo di cash flow, quindi quando mi vengono imputati... Solo di? Cash flow, cash, i soldi dei negozi. Contanti, diciamo. Sì, quindi quando mi viene contestato che in 3 mesi, come ha detto lui, vengono versati, invece di 19 mila euro dell'anno precedente, che era, poi 19 erano solo sul mio conto personale, vengono versati 49,8 su 3 conti che poi sono di due società, io ho portato contezza di quello che stiamo dicendo. Cioè i 49,8, dice il maresciallo, vengono versati su 3 conti tra cui 2 societari e 1 personale, ma i 2 societari che il maresciallo dice sono due negozi esistenti che dalla VEM passano alla Simbol SAS. Quindi lei dice che questi soldi non sono quei soldi che lei ha preso da Leone Antonio? No, assolutamente, sono proprio versamenti dei negozi. Infatti loro mi viene detto che io poi dico vicino al direttore della banca dove vengono i soldi da casa mia, ma è perché gli incassi li portavo a casa, mica li tenevo nel negozio. Senta, e poi in merito a questo incontro che voi avete a Carugate, lei prima lo ha in qualche modo ne ha parlato? Sì, dottore, lei me l'ha detto pure quando abbiamo fatto l'interrogatorio. Io non però sarei, come gli ho detto quello dei 40.000, avrei detto anche di quello. Io non me lo ricordo proprio questo incontro qua, però mi viene detto delle intercettazioni. Io mi ricordo, cioè, da quello che mi ha detto Leone mi ricordo che ma io non me, di questi incontri. Che cosa si ricorda? No, non mi ricordo. No, perché Leone dice non che spezzi le frasi, no, ci capiamo. No, mi scusi, Leone dice che io mi allontano, vado al bar a prendere il caffè, ma io di questo incontro onestamente non me lo ricordo proprio. Io di questo non ho proprio, cioè veramente non mi ricordo di questo, come mi ricordo penso di tante cose che vi sto dicendo, questo proprio non me lo ricordo, questa cosa qua. Ma non perché non me la voglio ricordare, perché non me la ricordo realmente, cioè non mi ricordo proprio di questo incontro. Però se c'è un'intercettazione ambientale in macchina e c'è che Leone dice di sì, io non credo che possa dire il contrario, però io di questo incontro non me lo, cioè che loro hanno parlato in mia presenza di come io non me lo, sicuramente non hanno parlato in mia presenza, non me la, cioè avrei qualcosa mi ricorderei come si sono incontrati a Magliano Sabine sull'autostrada, no? Nella terza volta che vedo a Leone, io vedo a Leone la terza volta, io vado a prendere il caffè e loro si mettono là fuori a parlare, ma io mi ricordo di quell'incontro là, quindi mi ricorderei anche dell'incontro di Carugate, direi anche quell'incontro là, non avrei niente timore di dire anche di quell'incontro là, credo, no? Le ho detto quello di Magliano Sabine. Senta, il Gaglione, sì, diciamo, lo contatta lei per farlo venire su? No. E lui come mai viene su? Viene su perché vuole chiarire questa posizione tra Senese, Sorrentino e Vestiti. E l'aveva saputo per i fatti suoi? L'aveva saputo perché loro vanno giù a Roma, dopo che esce Gaglione, gli portano sia un regalo a Gaglione, che vengo a sapere, contattano la figlia di Gaglione. Dicono che vogliono parlare con Gaglione, lo fanno incontrare il giorno, lui esce in settimana, il sabato già si incontrano comunque. E gli specifico, poi il Gaglione mi chiama dopo 10 giorni e a me mi fa andare a Roma all'incontro con lui, che vuole sapere, cioè mi dice mi voglio sentire le 2 campane, sia quelle che hanno detto loro che quello che mi dici tu. E io gli dico le problematiche che ho avuto. Senta, lei con Vestiti, con Sorrentino, sì, comunque con Senese Vincenzo, sì, eccetera, sì, ha mai avuto modo di parlare direttamente di Senese Michele, cioè qualcuno di loro le ha parlato direttamente di Senese, se c'erano rapporti diretti tra Vestiti e Senese? No, Michele. Io che mi ricordo, qualche volta si sono sentiti con la mamma di Vincenzo, però con Michele io non so se hanno rapporti. No, se c'erano rapporti diretti in quel periodo, se si sentivano, come dire, se avevano avuto nel passato rapporti diretti. Io che sappia no, però poi ho saputo che loro, quando Michele era a Opera, sì, loro per farlo stare vicino al padre, a Vincenzo, l'ho saputo dopo, quando Vincenzo ho saputo che loro l'hanno messo a lavorare alla UTC, UGT, non mi ricordo come, perché stava a Milano, ma
vi parlo di anni, 2014 sarà stato. Senta Andrea, per quanto riguarda i rapporti diciamo, con Senese Vincenzo, lei quante volte è venuto a Roma? Allora, tra casa sua e che ci siamo incontrati in autostrada una 15-20 volte. Sempre per questa vicenda dei soldi? Sì. Qua a Roma? Mi faccio la precisione, cioè vuole sapere per quando prendo i soldi o perché anche per altre cose? Nell'ambito diciamo di questi rapporti che riguardano... Sì, no, ma a volte lui capitava che diceva dove stai? Io dicevo sto da Bernardo, allora basta che salgo con te sopra, ad esempio, e salivo in macchina e venivo, ma il 90% è venuto sempre col treno, Invece per quanto riguarda quella conversazione ambientale di cui abbiamo fatto cenno prima con Bonaudo, Vincenzo, ecco, voi affrontate questo tema dell'ammanco di questi soldi, ma che cosa le dice Bonaudo in quell'occasione? Dice che la famiglia Senese ce l'aveva con lui perché mancavano questi soldi da dentro a questo lavoro che aveva fatto lui, però lui non li aveva presi, ma secondo me li aveva presi lui. Li aveva presi lui? 101%. Perché lei dice che li aveva presi? È perché l'unico che fa, se io vado a scavare dentro la mattonella, metto i soldi dentro a quella mattonella e poi in quella mattonella rimangono i soldi, l'ho presi chi l'ha fatti i lavori. Perché i lavori li ha fatti lui? Sì, li ha fatti lui. Questo gliel'ha confermato, diciamo, lui stesso? Che li ha presi, a me mi ha detto che non li aveva presi, però che per logica di tecnica penso che è così. Se io metto sotto al materasso dei soldi e non li trovo più, o li ho presi io o li ho presi il fantasma. Senta, e poi lei stava parlando della vicenda dell'ITB di Cosentino e d'Alessandro. Sì. E che cosa è successo in quella vicenda? Io là non so come, allora, prima di tutto non so come hanno fatto a dare tutti questi soldi a una struttura che non è una struttura. Allora, cioè, che li danno a me, che mi fanno fare un bonifico da 3,30 tramite una fiduciaria. Noi avevamo 4 negozi, incassavamo 1,2 milioni, cioè c'era una logica di tecnica, dice vabbè, quando male sicuramente me li dà indietro questi qua soldi. Là io non ho capito come... Era molto sponsorizzato da Vestiti questa situazione. Quale? Di ITB. Perché? Io non l'ho capito, cioè l'ho capito dopo. Secondo me Vestiti Giancarlo aveva fatto tutta questa cosa qua per dare problemi a Sorrentino, secondo un mio parere logico, e perché voleva prendere la PMSRL. Chi la voleva prendere? Vestiti e Sorrentino. Cioè volevano prendere la sua... Le spiego poi qual era la strategia di Vestiti e Sorrentino. Negli anni precedenti Vestiti e Sorrentino, quando davano i soldi a qualcuno, quello qualcuno andava in difficoltà. È capitato con Fashion Trade, le faccio un esempio. Che cosa succede poi? Che tu non gli puoi dare i soldi indietro, o li dai a una società che è già, quindi che loro che è appetibile, una società che ha 1,2 milioni, 1,3 milioni di affidamenti, la prendono, la rilevano loro e poi se la tengono loro. Io credo che la loro strategia era questa qua, però si sono incastrati da solo perché ITB mi ha dato delle problematiche che non credevano che mi dava. E cioè? Dottore, quasi 380.000 insoluti, più problematiche di quelle. Cioè nel senso che l'ITB a lei doveva dare... Non deve ancora, attualmente. Deve ancora dare 380.000 euro. Quasi 330, adesso 330 perché 50 poi li aveva dati più o meno. E i rapporti tra l'ITB e Vestiti Sorrentino quali erano? Erano molto molto stretti, cioè? Commercialmente erano strettissimi. Che significa? Scaricavano la merce a quei due, diciamo a Luca e Alessandro, a 8 e loro la vendevano a 5. Spostavano l'assegno e si vendevano 5.000 euro ogni spostamento, 10.000 euro, dipende da... Scusi, ma perché diciamo, accettavano questo tipo di schema? Guardi, le ho precisato prima, era una cosa illogica secondo il mio parere. Cioè non c'è logica in questa situazione qua, capito? Cioè io compro un prodotto, l'ho fatto pure io quando ho comprato qualche volta un prodotto per venderlo, per liquidizzare prima possibile, per pagare semmai una scadenza che avevamo, ma lì parliamo di cifre, cioè loro scaricavano migliaia e migliaia di capi. Cioè una volta è arrivato un bilico da ITB a scaricare, un bilico significa che saranno 20.000 capi, 30.000 capi, di maglieria, non mi ricordo neanche maglieria, però queste contrattazioni qua le faceva sempre Luca D'Alessandro, Senta, e io i conti li ho chiusi sempre con Luca D'Alessandro. Senta, sulla somma diciamo, della famiglia Senese gestita da Sorrentino e Vestiti. Da Sorrentino e Vestiti, lei lo ha detto prima. 450.000. 450.000 euro. Da quali fonti lo ha saputo? Da Vincenzo e da Bonavita. E da Vestiti? Anche da Vestiti. Una volta Vincenzo mi ha detto che era passato da me perché ti stava portando 50.000 euro a Milano. No, non ho capito. Una volta Vincenzo si è fermato da me e ha detto che stava andando a Milano a portare 50.000 euro. A chi? A Vestiti e Sorrentino. E perché? Per fare un'operazione.
Quell'incontro in cui Vestiti si è alterato, dove parecchio, Natura sì. dove c'erano anche Sorrentino Sorrentino e Senese. Ecco, era a pranzo. A pranzo. Come è andato a finire? Che poi non hanno pranzato con me perché mi fanno uscire fuori e parliamo. La fanno uscire fuori? Da questo Natura sì e parliamo. Eravamo nel parcheggio. Ah, quindi parlate fuori, sì. diciamo. Ma che esito ha? Poi alla fine, diciamo, che cosa... Vestiti va pesante proprio. Cioè? Se finisce male dice, cioè quasi a dire ti spariamo nelle gambe. Vestiti. Dice Vestiti. Per recuperare quei soldi. Certo. E perché c'era pure Senese? È perché i soldi erano pure di Vincenzo, che dovevo dare a Vincenzo, giustamente. Il problema è che lì si fa una situazione di incastro. Sì. Perché Vestiti e Sorrentino mi danno questi 330.000 euro. Sì. Io prendo i soldi da Senese. Loro non hanno contezza che io ho preso i soldi da tutti e due. Quando si incontrano da me dice, tecnicamente dice, io ho dato i soldi a lui. Io ho dato i soldi a lui, ma tengo pure i soldi di Vincenzo in mano. Quindi diciamo la strategia di Chi diceva tengo pure i soldi di Vincenzo in mano? Vestiti. Sì. Ma vabbè, era chiaro, cioè me l'avevano detto. Quindi che cosa succede? Che se Vestiti voleva prendere la società PEM non la poteva più prendere perché la PEM aveva un debito con Senese. Come fa a prendersi una società che ha un debito che una società di soldi? È impensabile questa cosa qua. Tecnicamente, cioè, o faceva un torto ai Senese e si prendeva la società e non gli conveniva, penso che proprio non gli conveniva proprio. E quindi perciò si forma quella situazione di incastro che dice pure Orecchio poi alla conversazione, cioè all'interrogatorio. Sì. Perché prima di quella situazione di ottobre-novembre nessuno dei due sapeva, anzi Bernardo parecchie volte al telefono dice non sia mai, dice non si che succede che sanno che tu hai preso i soldi qua là, succede un casino. Ma lo dice per tutelarmi, attenzione. Papa, scusi, si tiri sulla mascherina. Papa, tiri sulla mascherina. Sì, ma lo dice per tutelarmi, attenzione, no? Per non farmi andare, diciamo, nelle problematiche, Papa. No? Papa, non è che lo dice perché vuole avere qualche, come dire, vantaggio, qualcosa. Lo dice proprio per mettermi in sicurezza a me, ecco, per tutelare. Perché a Papa lo conoscevo da 10 anni, mi voleva bene. E quindi quando finisce questo incontro con Natura Sì, lei presso Natura Sì, mi danno un termine di soldi, mi danno un termine. Che entro 5-6 mesi devo pagare, devo togliere i debiti. Quindi quando vi incontrate, in che periodo? Lui dice 5-6 mesi devi togliere. No, dico giusto per calcolare 5-6 mesi. Era 2018 tra marzo e aprile. E quindi 5-6 mesi da quella data. Sì, che poi quei 5-6 mesi non vengono rispettati perché ritorna mio zio fuori a questa situazione a luglio-agosto e dice che mette proprio un cartellino rosso, dice qua non dovete proprio venire. Quando Barretta si riprende vi dà i soldi. Perché poi subentra di nuovo Gaglione. Sì, perché che cosa succede? Che loro fanno un conteggio, 4,50 li deve avere Vestiti, sono 4,60 non mi ricordo, e 140 Vincenzo Senese. Quindi loro fanno un ammontare totale di 600.000 euro e dicono facciamo 12 assegni da 50.000 euro a lui, da settembre in poi. Senta, invece quell'episodio che lei ha raccontato prima in cui Senese e Vincenzo passa da lei mentre sta andando a Milano, sì, e dice sto portando 50.000. Non ho visto 50.000. No, gliel'ha detto lui, l'abbiamo sì, detto questo. Dico, questo fatto che stava portando 50.000 euro a Vestiti, a chi li stava portando? A Vestiti e Sorrentino. Per fare un investimento. Quando succede? Rispetto un po' a tutte queste... Gennaio. Di che anno? 2018. Quindi nel periodo in cui Senese risultava dipendente suo formalmente, sì, diciamo in quel periodo là. Sì, tecnicamente sì. Che però già se ne hanno rotti i rapporti, dottore, ce l'ho detto. I rapporti con Vincenzo si rompono a gennaio, quando entra mio zio in questa situazione qua. Cioè io a Vincenzo da gennaio in poi l'avrò visto, quando gli porti 40.000 euro e altre 2 volte, non l'ho più visto. Cioè quando lo incontravo era sempre in presenza di Gaglione. I 40.000 euro di Leone? Di Leone, sì. Lì io lo incontravo solo in presenza di mio zio, perché mio zio diceva questi qua se no si abusano di te e ti saltano addosso. Che poi è la verità, perché come lasciavamo la riunione, incominciarono le telefonate da dietro. Io poi mi chiamavo mio zio e dicevo ma è una cosa normale che, anzi qualche volta Sorrentino diceva non lo dire a tuo zio perché sennò succede un casino. Ho capito. Presidente, io per adesso non ho altre domande. Sì. Parte civile? Incominciamo la trafila. Difese degli imputati. Allora.
Presidente, o Sì. dico anche per Sì, la sì. salute del Sì, sì. signore, 5 minuti di orologio di pausa. Sì, va bene, per me prendo un poco d'acqua, sì, grazie Sì, Presidente. allora- Se non è un problema. Io di un bicchiere d'acqua. Allora scusate, a questo punto, visto che è l'1:30 facciamo... Dico che non fa scotti, quindi ci ho messo 2 ore. No, chiedo Poverino. scusa. E invece di fare 5 minuti, poiché è l'1:30 facciamo una pausa di mezz'ora e, Sì, va e bene. riprendiamo alle 2, 2:10, Sì, va- insomma, va bene? Va bene. Grazie. Posso? Non penso sia possibile, perché se ancora siamo qui con Barretta non sarà possibile, vedremo poi di proseguire nelle altre udienze. Le prossime volte comunichi, faccia fare la pecca ai suoi difensori, però va bene così. Va, lo faccia presente per le prossime udienze.